Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Maria Luisa Paglia, segretario del Partito Democratico di Trieste, e poi in collegamento Uberto Fortuna Drossi per la città metropolitana. Quindi se vorrete parlare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail al nostro indirizzo anche per fare le vostre segnalazioni. Allora avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa che però comincia subito con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dello Smeralpa regionale. Dunque oggi un fronte atlantico interesserà la regione, specie al mattino, mentre dal pomeriggio il flusso più umido associato permarrà solo su coste e zone orientali. Venerdì in quota avremo correnti secche e stabili, ma nei bassi strati rimarrà aria umida. Quindi per oggi giovedì 23 gennaio tempo molto umido, cielo coperto con piogge in genere fino al pomeriggio, deboli a ovest e in Carnia, moderate sulle altre zone, abbondanti sulla Venezia Giulia dove proseguiranno fino a sera. Quota neve intorno ai 1000 metri circa nella notte, in rialzo verso i 1500 in giornata, quando però le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi. Mentre per domani, venerdì 24, cielo variabile con prevalenza di sole sui monti, specie verso il Cadore. Su pianura e costa possibili nebbie al mattino e la sera locale maggiore nuvolosità generalizzata. Sabato 25 cielo coperto con foschie su pianura e costa, in prevalenza variabile sulla zona alpina, sulle prealpi nuvoloso, zero termico oltre i 3000 metri di quota, ma ci saranno inversioni, quindi questa è la situazione, si alzano un po' le temperature nelle giornate di oggi e domani, poi tornano nuovamente a calare. Allora, andiamo invece alla lettura dei giornali, vediamo il piccolo di Trieste. Allora, dazi in ballo 1,9 miliardi è il titolo che ha scelto il piccolo sia nell'edizione di Trieste che in quella di Gorizia e Monfalcone per l'apertura del giornale. Gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale. Il presidente di Confindustria del Friuli Venezia Giulia Zamò dice è presto per dare giudizi. Le reazioni insomma a quello che è stato il discorso di Trump per l'insediamento e l'annuncio di nuovi dazi. Il valore dell'export regionale 1,9 miliardi, dall'agroalimentare all'automotive, i settori più esposti. Trump a Putin, accordo con l'Ucraina o sanzioni, l'avvertimento del neopresidente. C'è un approfondimento sui medici di famiglia che chiedono meno burocrazia. Scuola, ecco la guida per le iscrizioni, è periodo appunto di iscrizioni a scuola. E poi il caso Al-Masri, una resa che umilia il diritto al commento, l'analisi. Lo vedremo anche su altri giornali. Ci occupiamo della cronaca di Trieste, il raid ieri mattina in via Frescobaldi, bottino 12.000 euro, l'appartamento svaligiato durante la fisioterapia. Qui vediamo l'immagine della casa messa a soqquadro. Il caso in tribunale, lite per i cani, agli aggressori vanno pene alternative. Vediamo ancora la panchina simbolo perde pezzi, considerato rifugio degli innamorati a Contovello, la panchina degli innamorati, qui la vediamo appunto nella foto. Ci sono gli approfondimenti sulle pagine delle culture, Giorgio Lago, l'identità riaffermata del nord-est, una spy story a Goli Otok, l'isola Lager voluta da Tito, weekend in tour in Friuli Venezia Giulia delle birrerie artigianali. Andiamo a vedere il piccolo di Gorizia Monfalcone, c'è in primo piano il terzo giorno di rivolta al CPR, camere a fuoco, feriti 9 agenti, questo accade appunto a Gradisca di Isonzo, e poi nuovi semafori, cambia la viabilità in largo Isonzo a Monfalcone. Queste alcune delle notizie. C'è anche la Cracking Heart che debutta a Gorizia in previsione proprio verso la capitale europea della cultura. Cambiamo giornali, andiamo a vedere un po' i giornali nazionali. Dunque cominciamo con il Corriere della Sera, ecco qui la prima pagina. Trump ora minaccia Putin, l'abbiamo già visto sul piccolo, il presidente chiude gli uffici per la diversità, indagato chi non agirà contro i migranti. Mosca fermi la sua ridicola guerra, dice Trump, poi evoca sanzioni.
Primo screzio con Musk sul piano per l'intelligenza artificiale. Vediamo ancora il caso, l'abbiamo visto appunto accennato sul piccolo, le opposizioni contestano il rilascio del libico e il jet militare, accuse al governo sul caso Al-Masri. La liberazione e l'espulsione di Al-Masri, sospettato di essere un carceriere di migranti accompagnato in Libia con un volo militare, ha scatenato le opposizioni, ma anche la Corte Penale Internazionale vuole spiegazioni dal governo. Vediamo ora la notizia di cronaca che ha tenuto davvero con il fiato sospeso questi genitori. A Cosenza, finta infermiera aveva simulato una gravidanza, arrestata la neonata rapita in ospedale, i genitori siamo morti e risorti. In casa era tutto pronto per festeggiare la venuta al mondo del loro figlio, ma era tutto falso e la finta infermiera e il compagno ora sono in cella per aver rapito la piccola Sofia dall'ospedale di Cosenza. Il dramma e la gioia dei genitori veri, siamo morti e risorti. Questa è la storia raccontata oggi qui sulla prima pagina del Corriere della Sera. Ancora, shock in Baviera, fermato afghano, segue e accoltella i bambini dell'asilo. Ha seguito i bambini che dall'asilo si spostavano al parco, ha preso il coltello e ha iniziato a colpirli furiosamente. Uno di loro, 2 anni, è morto. E così un passante che ha tentato di difenderlo. Baviera sotto shock, fermato un afghano di 28 anni. Schettino fuori, la mia pena è a vita. La nave Concordia, la moglie morì al Giglio. Francesco Schettino, il comandante OGX della Concordia, inchinata all'isola del Giglio con i suoi 32 morti, ha chiesto la semilibertà. Il marito di una delle vittime dice: esce su quella nave, ho perso mia moglie, la mia condanna è a vita. Andiamo a vedere la Repubblica, ha liberato un criminale, questo è il titolo forte di Repubblica sul caso Libia. L'opposizione attacca il governo dopo il rimpatrio con un volo di Stato del generale libico scarcerato a Torino. Accuse a Nordio, ha mentito, Al-Masri accolto a Tripoli come un eroe. L'ira delle vittime è un torturatore. I giudici della Corte dell'Aia contro l'Italia, ci deve spiegazioni. Ancora, la ministra resiste ma è gelo su Santanchè. Anche qui la storia del rapimento della neonata, volevo un figlio tutto mio, e la spiegazione della donna che ha agito. Ucraina, Trump a Putin, stop alla guerra o altre sanzioni, intelligenza artificiale la posta in gioco, anche qui si dà conto appunto di questo screzio tra Trump e Elon Musk. Augias, i miei primi 90 anni, gioco a interpretare la figura del vecchio gentiluomo dotato del lume della ragione per testimoniare tempi più civili, così si racconta nei suoi primi 90 anni. Quando penso alla morte so che vorrei andarmene senza dolore, senza dover andare in Svizzera, è l'affondo insomma del giornalista. La Stampa, Al-Masri, la Corte dell'Aia accusa il governo, opposizione all'attacco sul torturatore libico, Mantovano e Meloni in Parlamento, i buchi della restituzione, le ragioni di Stato e l'eredità di Minniti e il commento. Nordio spalle al muro, i buchi della liberazione in retroscena, il diritto internazionale ridotto a carta straccia, il commento, l'analisi di Domenico Quirico. La politica, sicurezza, Meloni e Forza Italia accolgono i rilievi di Mattarella, ma la Lega si ribella. Trump via alle deportazioni, parla il capo dei vescovi USA, la polizia nelle chiese misura ad altri tempi, non staremo a guardare. Scattano le rettate contro i migranti, in Messico i primi rimpatriati e Putin fermi la guerra o saranno sanzioni, queste ancora le parole del neopresidente degli Stati Uniti. Viaggio in Texas al confine con il Messico, aiuto, salvateci, chi manipola il nome di Dio, e l'approfondimento della Stampa, il reportage che trovate oggi su questo quotidiano. La politica, il libro, scusate, Io bimba ad Auschwitz, schiava della memoria, un racconto di una testimonianza vera.
Trump, trattare UE, guerra, Crosetto, 5% di PIL impossibile. Questo è il titolo sul Fatto Quotidiano. Donald a Putin, negoziati o nuove sanzioni. E poi treni, il video complotto di Salvini è una patacca, dice il Fatto Quotidiano. Nessun sabotaggio, le smentite al filmato di Rete 4 e TG1. La cabina non c'è, i lavoratori e l'uomo ripreso in stazione a Milano e l'ingresso al sottopasso e non si può manomettere niente di elettrico in quella che era stata definita appunto una cabina. Rischia di crollare, va abbassata, la diga di Castelvetrano aspetta il collaudo dal 59, Musumeci la dimenticò, ora tocca a Matteo. Dunque, vediamo il giornale, ecco la verità su Musk, parla il suo uomo in Italia. Andrea Stroppa, la polemica sul saluto romano, Elon si è fatto una risata, mi minacciano di morte, vogliono darmi la scorta. Ucraina, Trump, Putin, trovi subito un accordo, ci saranno sanzioni. Anche qui la finta gravidanza, il piano per rubare la bambina, bugie su bugie, l'ossessione di essere madre, genitori per forza. Il caso Al-Masri, criminale di guerra libero, l'errore è dei magistrati. La polemica USA, paradosso migranti, il record di espulsioni è del democratico Obama. Appello alla sinistra, oggi c'è bisogno di sovranismo europeo, nuove strategie nel commento di Augusto Minzolini. Vediamo Libero, eco business, soldi e bugie per imporci le follie verdi, una scelta diversa, quella di Libero. L'UE avrebbe pagato segretamente gruppi ambientalisti per promuovere la svolta green di Timmermans. Simpatizzanti di sinistra e Mimmo Lucano, qui vediamo neonata rapita in culla, ecco la coppia fermata. Progressisti a pezzi sulle armi a Kiev si spaccano in 6, opposizione divise, poi rilascio polemiche, strane coincidenze sul libico fermato in Italia. Vediamo ancora il Sole 24 Ore, intelligenza artificiale, piano Trump da 500 miliardi, Musk non ci sono soldi. Vediamo ancora Wall Street, premia Trivella e Tech, scaricati i titoli delle rinnovabili. Intervista a Picchetto Frattin, al ministro, l'Italia è pronta per il nucleare, scelta cruciale per il paese. Torniamo sul piccolo di Trieste, andiamo a vedere le notizie più locali, diciamo così. Qui abbiamo visto un'analisi dei dazi, poi la vedremo più avanti sui dazi e sui timori per l'export della nostra regione. Vediamo anche che c'è una richiesta da parte dei medici di famiglia, se ne parla spesso qui a Sveglia Trieste, troppa burocrazia, ma il nostro lavoro è fare i dottori, dicono. Dalle ricette che scadono fino alle richieste inappropriate di visite ed esami, discutiamo di una riforma che riguardi anche, ma non solo, il nostro ruolo. Qui vediamo anche Lorenzo Cociani, segretario SMI del Friuli Venezia Giulia, ci sono gli altri appunto Muriel Dos, consigliera SNAMI di Trieste, insomma vari rappresentanti dei cosiddetti medici di famiglia, medici di medicina generale. C'è il caso di Udine che sta impressionando davvero, tredicenne picchiata dalle coetanee a Udine, insulti, calci e pugni per un ragazzino conteso. Il pestaggio è avvenuto in un parcheggio mentre altri filmavano la scena. Alcuni frame vediamo estrapolati da un video filmato da uno dei ragazzini che hanno assistito all'aggressione. Accerchiata, insultata, presa a calci e pugni, strattonata e tirata per i capelli, tutto sotto gli occhi dei coetanei che intanto filmavano l'aggressione con i telefoni cellulari senza intervenire o chiamare aiuto. Sabato pomeriggio nel parcheggio di un centro commerciale alle porte di Udine, una ragazzina di 13 anni residente nell'Interland udinese è finita nel mirino di una baby gang composta in maggioranza da altre ragazze minorenni che frequentano un istituto superiore della provincia di Udine. La tredicenne, portata all'ospedale del capoluogo friulano, è stata medicata con una prognosi di 5 giorni per lesioni subite soprattutto al volto e alla schiena.
Allora andiamo ancora avanti, sempre sul piccolo di Trieste, c'è la notizia, appunto, la vediamo nella pagina regionale, che ha aperto ieri il nostro telegiornale: 6 ore di rivolta al CPR di Gradisca, camerate in fiamme, 9 agenti feriti, ampie sezioni inagibili dopo il terzo giorno di tensioni, i sindacati di polizia, il centro va chiuso. Noi ieri eravamo a Gradisca, abbiamo documentato anche la terza giornata appunto della rivolta dei migranti che sono all'interno di questa struttura. Allora rivediamo insieme il servizio di Umberto Bosazzi. Nuovi scontri nella notte al CPR di Gradisca di Sonzo, 9 i feriti, tutti fra le forze dell'ordine. Il più grave, un poliziotto, ha riportato la frattura della tibia, prognosi 21 giorni. Un altro è stato ferito al volto con un pezzo di plexiglass. Dalle prime ricostruzioni sembra che la ragione della protesta, che ha visto coinvolto un gruppo di marocchini, non sia tanto questa volta da cercare nelle condizioni all'interno del CPR, quanto dal fatto che questi marocchini, che avrebbero dovuto oggi essere rimpatriati, non volevano appunto esserlo e quindi avrebbero dato vita alla rivolta, probabilmente con lo scopo di fuggire dal CPR e rimanere in Italia. La protesta, che ha coinvolto una trentina di persone, ha preso il via all'interno della zona rossa del CPR, con sbarre e pezzi di plexiglass trasformati in armi rudimentali. Quindi un nuovo incendio scatenato dai rivoltosi, con la protesta andata ad estendersi anche sul tetto dell'ex caserma Pilone, da cui i rivoltosi hanno cominciato a lanciare degli oggetti. In un paio d'ore carabinieri, polizia e forze dell'ordine hanno riportato la calma, anche facendo uso dei lacrimogeni. Nessuno degli ospiti della struttura è rimasto ferito. Stamani l'area interna è stata bonificata, ma saranno necessari ulteriori interventi per ripristinare i divisori che separano i gruppi di ospiti. La rivolta però non ha impedito ai marocchini che l'hanno fomentata di essere rimpatriati. Sono stati fatti partire stamattina a bordo di un camioncino della polizia e imbarcati su un volo charter diretto in Marocco. Allora, torniamo sul giornale, andiamo a vedere il caso Flex, che arriva al tavolo, martedì appunto ci sarà il tavolo sulla Flex, la lettera di Fedriga all'ambasciatore degli Stati Uniti, appuntamento al Ministero dello Sviluppo dell'Industria alle 16, questo martedì, in bilico 350 posti di lavoro. I sindacati dicono, secondo le voci si andrà avanti con Fair Cap, che è questo fondo tedesco che però non si era comportato particolarmente bene, appunto, come era emerso nell'ultima riunione. È arrivata ieri quindi la convocazione del tavolo al Ministero per le imprese e il Made in Italy per la crisi della Flex, con circa 350 posti di lavoro a rischio, ed è partita una lettera appunto del presidente della regione Massimiliano Fedriga all'ambasciata statunitense a Roma. L'appuntamento per aggiornamenti ufficiali da Flextronics Corporate è fissato per martedì 28 gennaio alle 16, ma intanto circolano voci, fanno sapere i sindacati, tutt'altro che rassicuranti sulle intenzioni della proprietà, che sarebbe determinata a procedere con la cessione delle quote al fondo tedesco Faircap, nonostante questa strada sia stata bocciata da istituzioni e sindacati per mancanza di garanzie proprio sui livelli occupazionali. Il fondo, al precedente appuntamento al MIMIT dell'11 dicembre, era arrivato con un piano industriale contenente concetti filosofici ma nemmeno un numero, ricorda Antonio Rodà, segretario della UILM, e ha fatto un'allusione non troppo velata a esuberi strutturali, e questo insomma non è piaciuto non soltanto ai sindacati ma anche al Ministero stesso e alla Regione, che era presente sempre, come sempre al tavolo appunto di questa crisi. Allora vediamo ancora altre notizie, vediamo la pagina di Trieste. Si parla nuovamente della zona rossa, delle zone rosse in città, dell'istituzione anche di questa nuova ordinanza del sindaco di piazza che impone ai locali, compresi appunto nel perimetro di queste zone rosse, di chiudere entro la mezzanotte e di
e alle persone insomma di non girare o di non consumare alcolici per strada dopo le 22. Allora, coprifuoco per i locali a mezzanotte, la FIPE propone deroghe alle attività oneste, ne avevamo già parlato anche in un nostro approfondimento del telegiornale, ha parlato il presidente Lonza che al fianco delle istituzioni chiede però dei correttivi, salviamo chi garantisce un servizio, stop alla movida in Piazza Verdi, c'è già chi protesta, così falliremo, insomma l'area rientra nel provvedimento restrittivo e nei mesi scorsi risse e musica ad alto volume avevano imposto insomma in qualche modo un provvedimento. Allora, ora ci dobbiamo collegare credo con la sala operativa della polizia locale per vedere com'è la situazione del traffico in città. Chi abbiamo in linea? Buongiorno. Sì, ispettore Schillani, buongiorno a lei, Bucarelli, a tutti i buongiorno all'ispettore capo Schillani. Allora, com'è la situazione del traffico in città? Attualmente, naturalmente, viste le ore, è abbastanza scarso in questo momento. Non abbiamo interventi in atto, le pattuglie stanno iniziando e precisando il controllo del territorio. Per la notte non ho nulla da riferire, quindi trascorsa solo con interventi di routine da parte nostra. Per quanto riguarda la mattonata non ho manifestazioni particolari, pioggia in atto, quindi fare attenzione per asfalto bagnato e di solito con la pioggia si ha una mole di traffico un po' più intensa del solito, ma non prevediamo nulla di particolare. Per quanto riguarda manifestazioni, come ho detto, non ho nulla oggi, solo un presidio il pomeriggio dalle 16:23 in Campo San Giacomo, dovrebbe svolgersi sempre col beneficio di inventario all'interno della piazza, quindi in area pedonale, non dovrebbe interessare la viabilità ordinaria, naturalmente saremo sul posto per vedere che ciò rimanga così. Per quanto riguarda i lavori, ricordo i lavori in GVT, in strada statale 202, siamo tra Valmaura e Frigessi, chiusura in corsia di sorpasso in entrambi i sensi di marcia, quindi un restringimento, fare attenzione appunto al cantiere, dovrebbe ultimare domani questo cantiere. Fare attenzione anche alle ordinanze di lavori, ci sono dei divieti temporanei in varie zone della città, alcune, visto il tempo, magari gli operai non andranno a lavorare, ma alcuni cantieri vengono lo stesso istituiti, quindi fare attenzione a questi divieti che vengono posti per evitare appunto il nostro problema della rimozione dei veicoli. Per quanto riguarda, anticipo solo brevemente che può essere una notizia utile, la ripeteremo e saremo più esaustivi nei prossimi collegamenti, sabato pomeriggio dovrebbe esserci un corteo in città tra le 15:30 e le 19:30, dovrebbe partire da Piazza Obreda, percorrere Rio, via Milano, via Carducci e terminare in Piazza Goldoni. Non abbiamo ancora gli orari precisi e l'itinerario confermato, questa è un'indicazione di massima, quindi chi ha intenzione di sabato pomeriggio scendere in città faccia attenzione, perché naturalmente un corteo di tale dimensioni può avere ripercussioni notevoli sul traffico. Potrebbe essere insomma notevole come partecipazione insomma, a questo corteo. Questo non possiamo prevederlo, le dico solo una nota iniziale di questo corteo, non ho ancora né ordinanza di questura né niente, non è ancora stato ancora istituito il tavolo tecnico, quindi al momento è solo una indicazione di massima agli utenti insomma, per prevedere sabato pomeriggio sono impegni, sappia che può trovarsi in difficoltà in centro città per questo corteo. Allora, grazie delle informazioni e anche dell'avviso, buon lavoro, buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. La ringrazio, ci sentiamo dopo. Grazie. E la polizia locale naturalmente è molto impegnata, come ci ha detto ieri l'assessore alla sicurezza Caterina De Gavardo, molto impegnata anche nel rispetto delle cosiddette appunto zone rosse di cui stavamo parlando leggendo il giornale e ha anche attuato dei presidi fissi all'interno proprio di queste zone rosse, in particolare in Largo Barriera. Noi abbiamo sentito anche i vari gestori di locali, come ha fatto anche il Piccolo quest'oggi, allora andiamo a rivedere il nostro servizio. Questa sera a mezzanotte, quindi la notte tra mercoledì e giovedì, scattano le 3 ordinanze decise dal sindaco che vanno ad affiancarsi alle ordinanze prefettizie, ai provvedimenti prefettizi riguardanti le zone rosse. Scattano dunque questa notte le nuove ordinanze del sindaco per contrastare violenza e degrado negli stessi perimetri delle zone rosse istituite dal prefetto. Da Piazza Perugino a Piazza Libertà, passando per Largo Barriera, ma anche per parte delle Rive e Piazza Verdi, le nuove restrizioni
restrizioni impongono ai locali di chiudere entro mezzanotte e riaprire non prima delle 6. Abbiamo avuto una sorta di scorta di polizia in piazza, ma la gente non ne ha risentite le conseguenze, credo, e penso che si sentano abbastanza tranquille le persone, ecco. Almeno io lo vedo così. Allora, comunque è un peccato, mi spiace che è diventato zona rossa. Però io sempre la nostra richiesta è passare sempre come adesso, i poliziotti stanno qua, tutte zona contenti, felici e sentono molto più tranquilla. Adesso, per fortuna che ci sono le forze dell'ordine un po' più presenti, si sente già un po' più sicuri, che comunque le problematiche di solito sono alle 18, alle 16, vedo che sono più pomeridiane che serali, perciò non ho capito tanto questo anche delle chiusure serali. Non manca qualche mugugno che abbiamo raccolto fuori microfono da parte di quegli esercenti che lavorano su orari prolungati, sia oltre la mezzanotte, specie nei fine settimana, sia prima delle 6 del mattino. I gestori temono un calo del giro d'affari. Tra gli avventori si percepisce invece il bisogno di sicurezza. È sempre meglio che niente, no? Comunque ci sentiamo più sicuri se vediamo la camionetta e quindi sì, io abito zona Ponziana, anche là è un disastro. Favorevole al controllo? Sì, più che ne sia meglio sarebbe, ecco. La popolazione vedo che è metà estera e metà di Trieste. Vedo. Intanto arrivano i primi risultati già dalla prima giornata d'applicazione delle zone rosse in città. È stato istituito un presidio fisso nella zona di Largo Barriera che riguarda tutto il pomeriggio e la serata, e la polizia locale partecipa a questo presidio molto attivamente perché si occupa di monitorare tutti i pomeriggi in zona. C'è stato già un provvedimento di allontanamento deciso dalla polizia locale nella zona di Largo Barriera già nel primo giorno di attivazione delle zone rosse. Allora, torniamo sul giornale ancora per la cronaca, un caso di qualche tempo fa, picchiato mentre porta il cane, pene alternative agli aggressori. I triestini Argenti e Gerbez avevano malmenato per strada un 27enne rompendogli il naso. Era successo il 10 aprile del 2023, quando un 27enne appunto triestino era stato aggredito da una coppia mentre si trovava a passeggio col cane lungo le aiuole situate davanti al cimitero di Sant'Anna. Il motivo? Un diverbio scaturito dal fatto che i cani dei rispettivi proprietari si erano azzuffati, tanto era bastato per innescare il pestaggio. La vicenda, dopo le indagini del PM Federico Frezza, attualmente procuratore facente funzioni, ora è diventata materia processuale. Sono stati chiamati a rispondere di concorso in lesioni aggravate il 50enne Denis Argenti e la 40enne Alessia Gerbez, entrambi triestini. Nel corso dell'udienza dibattimentale celebrata ieri mattina, difesi dall'avvocato Cattarini, rinviando al prossimo 2 luglio l'udienza per l'approvazione del programma riabilitativo che in base alle previsioni dovrebbe comprendere anche il risarcimento appunto al 27enne. Con molta probabilità i 2 aggressori saranno quindi inseriti in un percorso di volontariato, in genere in un ente, per un periodo stabilito dal giudice. Questa si profila come appunto pena alternativa. Allora andiamo ancora avanti, sempre sul piccolo, saltiamo per il momento appunto tutta la pagina del weekend che ogni giovedì è presente appunto all'interno del piccolo. Casa svaligiata, bottino da 12.000 euro. Il raid ieri mattina in via Frescobaldi con i proprietari impegnati in una seduta di fisioterapia, serratura aperta con la tecnica consueta ormai, con lo strumento insomma del topolino. La coppia derubata dice: spariti soldi e gioielli, noi siamo abitudinari, ci tenevano d'occhio, dice Frank McDonald, che è qui fotografato nella camera da letto depredata dai ladri. Il raid ieri mattina in via Frescobaldi, e anche noi abbiamo trattato insomma questo caso di cronaca. Rivediamo insieme il servizio. Periferia est di Trieste, nel mirino di ladri, vandali e piromani. Non passa giorno che nei matinali di polizia e carabinieri non appaia qualche riferimento all'area che abbraccia Valmaura, la zona dei cimiteri, sino al limitare di Borgo San Sergio. Stavolta i topi d'appartamento già presenti in zona con diverse segnalazioni relative alla cosiddetta banda della colla, che lascia tracce sulle porte d'ingresso per capire se siano presenti proprietari o meno ed entrare in azione di conseguenza, si sono concentrati sul rione di Poggi Sant'Anna. Il colpo è andato a
assegno è quello segnalato in via Frescobaldi, zona quanto mai popolosa e piena di palazzi con centinaia di residenti. I ladri però insospettabilmente hanno agito in mattinata mentre i padroni di casa erano usciti per delle commissioni in centro. Una volta forzata la porta d'ingresso con un grimaldello, si sono introdotti all'interno in modo discreto, senza attirare l'attenzione di alcuno, ed hanno cercato in tutte le stanze soldi o oggetti di valore. La perlustrazione è andata a buon fine, considerando che la stima parla di 12.000 euro di controvalore fra gioielli, oro e contanti portati via dai responsabili dell'effrazione. Sul posto una pattuglia dei carabinieri che ha raccolto le testimonianze, verbalizzato l'ammanco e immediatamente reperito eventuali immagini dal circuito di sorveglianza piazzati in zona. Al momento però nessuno sembra aver visto o sentito nulla. Allora, torniamo sul giornale per un altro caso di cronaca che abbiamo trattato sempre nel telegiornale di ieri. Gli promette una notte sexy ma lo deruba di 10.000 euro. L'anziano adescato in piazza Goldoni, poi il colpo nell'alloggio di Ponziana. Vediamo com'è andata, rivediamolo insieme e risentiamolo sempre credo dalla voce di Marco Stabile. Coccole e carezze, i complimenti e le parole giuste al momento giusto, con un tono di voce gentile e suadente, l'orgoglio dell'anziano nell'accompagnarla nel proprio appartamento. Poi la beffa. L'attraente ragazza, dopo alcune ore assieme, svanisce nel nulla, portandosi via i risparmi di una vita del malcapitato. La tecnica della ragazza attraente, la stessa utilizzata in più occasioni dalla banda dei Rolex, colpisce ancora. La donna, non è chiaro se italiana o straniera, ma sicuramente una professionista del raggiro, ha adescato l'uomo in piazza Goldoni. Lei lo ha convinto a passare un po' di tempo assieme nel suo appartamento. Dunque i due si sono messi in marcia, a quanto sembra in autobus, in direzione di via Carlo Uccecar, una trasversale di via Orlandini. Non è chiaro cosa sia accaduto nell'abitazione, certo è che la donna è rimasta il tempo necessario per rovistare dappertutto nei momenti in cui il triestino si occupava d'altro. In un armadio ha scovato un borsello in cui il proprietario custodiva 10.000 euro in contanti. Dunque, senza dare nell'occhio, lasciando all'uomo ancora alcune ore di felicità, ha lasciato l'abitazione. Un colpo talmente riuscito che l'anziano si è accorto solo il giorno seguente dell'ammanco, allertando così il 112. Del caso si occupa la squadra volante della Questura di Trieste, che mantiene il massimo riservo sulle indagini. Allora, torniamo ancora sul piccolo per vedere le notizie di cronaca. La truffa online dilaga sugli abbonamenti bus falsi, non cascateci. Un allarme della società dei trasporti TPL Friuli Venezia Giulia, Trieste Trasporti e anche qui a Trieste, ma dilaga davvero in tutta la regione questa truffa, abbonamenti del bus a pochi euro, ma è una truffa, fate attenzione quindi, che da giorni imperversa sul web e sui social media. A mettere in guardia la stessa società di trasporti che raccomanda di non cliccare sul link che compare in calce ai post. È una finta campagna di comunicazione che promuove la possibilità di viaggiare a pochi euro sui nostri autobus, continua a circolare sul web e sui social ed è sempre più diffusa. Fate attenzione e non cadete nella trappola dei truffatori. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste. Allora torniamo a leggere i giornali nella nostra rassegna stampa del mattino. Fermi e rimpatri, Trump chiude il confine, invia 1.500 soldati, ci dice il Corriere della Sera che va appunto negli Stati Uniti. Imperatore Donald, intimidazioni, vendette, tagli, la rivoluzione autoritaria va veloce. Qui vediamo i provvedimenti, tanti provvedimenti firmati da Donald Trump. Fermi la stupida guerra, la Casa Bianca minaccia Putin, il leader americano risponde alle richieste di una telefonata dal Cremlino, potrei imporre dazi, tasse e sanzioni sulla Russia. E intanto di dazi, qui vediamo violento e razzista, altre accuse a Hegseth nominato alla difesa. Dicevamo la questione dei dazi preoccupa anche la nostra regione perché qui vediamo appunto sul piccolo nella pagina regionale Trump contro tutti, Europa
Europa e Cina approfittano di noi. Il tycoon dice: i paesi dell'Unione Europea ci trattano molto male, dovranno correggere gli squilibri. Rispunta il Ku Klux Klan, un volantino intima agli immigrati di andarsene subito, insomma uno scenario preoccupante. L'Unione Europea mette a punto la strategia tariffe sui prodotti americani. Questa è la risposta, diciamo, del vecchio continente. Assalto all'Europa, il titolo. Il tycoon avvisa il Cremlino: pace con Kiev o sanzioni. Vediamo ancora, appunto, sempre sul piccolo della regione, dazi, una partita da 1,9 miliardi, era l'approfondimento appunto in prima pagina. Gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale per le imprese della nostra regione, dall'agroalimentare all'automotive, i comparti più esposti a eventuali effetti appunto dei dazi annunciati da Trump. Zamò, il numero 1 di Confindustria Friuli Venezia Giulia, invita alla prudenza, ci sono troppe incognite e presto per dare giudizi. Qualche cambiamento ci sarà, l'Europa colga il momento come opportunità per ritrovare coesione. Ancora Trump sia da stimolo, bisogna rimettere la manifattura al centro. Parla Enrico Carraro, presidente uscente di Confindustria Veneto. Agri-food, componentistica e macchine e utensili, di settori più esposti appunto in questo caso. Quindi non soltanto la nostra regione ma anche tutto il nord-est preoccupato. L'attualità, il panico in Baviera, coltella i bimbi del nido nel parco, morte 2 persone, vittime uno scolaretto di 2 anni, un passante intervenuto, fermato un afghano già noto. Scholz perché era qui? Domanda. E qui vediamo questo terribile attentato appunto in Baviera. Poi ancora scuse e indennizzo, il principe Harry e Murdoch trovano un accordo. Israele non rallenta raid sulla Cisgiordania, la polemica il 7 ottobre fu un atto legittimo, bufera su Moni Ovadia. Andiamo ancora a vedere sempre il piccolo delle pagine dell'attualità nazionale e internazionale. L'Italia rilascia il libico al-Masri, la Corte Penale, Roma spieghi. Il generale accusato di crimini contro l'umanità in patria con un volo di Stato. Insorgono anche le opposizioni. Meloni deve venire in Parlamento a riferire. Qui vediamo al-Masri acclamato dalla folla al suo arrivo in Libia. Nordio, basta con i PM super poliziotti, no all'amnistia per le carceri sovraffollate. Il ministro difende la sua riforma nella relazione alle Camere e replica le critiche dell'ANM. Il guardasigilli dice che il sorteggio per i componenti del CSM non è un delitto di lesa maestà. Scuola, ecco la guida per iscriversi. Sul portale Unica si inviano le richieste telematiche, le domande online valgono per l'anno 2025-2026. Qui trovate tutte le istruzioni per l'iscrizione al nuovo anno scolastico. Vediamo ancora i medici di famiglia, l'abbiamo già visto prima, che lamentano troppa burocrazia, ma il nostro lavoro è fare i dottori, un argomento insomma sempre all'attenzione. Anche di Tele4, all'università arriva la farmacia virtuale per formare i professionisti del futuro. Il laboratorio didattico simula una vera attività con scaffali e strumenti per le analisi, così si abbina la pratica alla teoria. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. La teoria che incontra la pratica, l'Università degli Studi di Trieste ha aggiunto un nuovo tassello alla già rodata esperienza di laboratori e ambienti dove gli studenti incontrano da vicino quella che sarà poi la professione avviata con il corso di laurea. La farmacia simulata è l'esempio portato alla luce in quest'ultimo periodo e presentato oggi in Ateneo. Uno spazio pensato come fosse una vera farmacia dove gli studenti si calano nelle realtà, senza il pubblico, delle pratiche e procedure che poi incontreranno prima nel tirocinio formativo e poi un domani in uno sbocco lavorativo concreto. C'è una forte sinergia anche tra noi, diciamo, università e i professionisti per organizzare questo tipo di attività che vengono, diciamo così, simulate in questo ambiente che è un ambiente reale, però insomma è praticamente quasi una copia di una farmacia. L'idea nasce nell'ambito della riforma dei corsi di laurea di farmacia, chimiche e tecnologie farmaceutiche che da un paio d'anni sono diventate lauree abilitanti, andando così a potenziare le attività didattiche per aumentare le competenze degli studenti. Ormai prepararsi a una professione non è più solo studiare, non basta sapere le cose,
le cose devono essere messe in pratica, quindi bisogna saper fare, e poi c'è un altro aspetto che è il saper essere, che si sviluppa soprattutto nella pratica, nel testare sul campo quello che si è studiato, nel simulare situazioni che si possono verificare nell'attività professionale. Per esempio hanno la possibilità di esercitarsi nella somministrazione dei vaccini tramite un manichino, come pure per esempio nella misura dell'elettrocardiogramma, come pure nella misura della pressione, oltre a tutte le operazioni gestionali che poi potranno eseguire sia durante il tirocinio professionale in farmacia che poi nella loro vita futura professionale. Allora, ancora il piccolo, ma in questo caso l'edizione di Gorizia Monfalcone, lavori in via Leoni a Gorizia, ma le asfaltature sono al photo finish. Corso contro il tempo per rispettare le scadenze dell'8 febbraio, in cui inizierà appunto Go 2025, è completato oltre l'80% degli interventi, impiegati 2,5 milioni. Il maquillage via Cadorna volta pagina dopo il caso della voragine, la ricorderete, e qui la presentazione di installazioni colorate e carnevale europeo nel menù di Go 2025. Presentato il programma da 1,7 milioni elaborato dalla Camera di Commercio, debutta la Cracking Art e torna Mittelmoda, a maggio il Festival del Cambiamento. Tutto il programma è stato illustrato ieri e c'era per noi il nostro Umberto Bosazzi. Sentiamo. Promuovere, attrarre e consolidare l'offerta sono i principi ispiratori dell'intervento del sistema camerale della Venezia Giulia, articolato in una serie di variegate e dedicate iniziative per il grande evento Nova Gorizia e Gorizia, capitale europea della cultura 2025. Così il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, in apertura della conferenza stampa di presentazione di tali attività che saranno realizzate nel corso dell'anno. Soltanto per gli eventi su Gorizia siamo su 1,7 milioni, senza considerare tutte le risorse umane che la Camera di Commercio, attraverso anche le sue aziende speciali, metterà a disposizione. 5 gli interventi, le installazioni della Cracking Art disseminate lungo la città, la promozione di Gorizia 2025 all'aeroporto di Ronchi, il Carnevale europeo che si terrà a Gorizia il 22 febbraio, a Trieste il giorno prima, con 18 gruppi provenienti dalla regione e da Austria, Svizzera, Germania e Slovenia. Un'edizione speciale di Mittelmoda al Palabigot e al Teatro Verdi, il Festival del Cambiamento. Infine, con 1.063.000 euro, l'ente camerale ha finanziato 23 richieste pervenute per la rivitalizzazione delle attività commerciali e ricettive del capoluogo isontino. Il nostro lo facciamo, di tutto lo facciamo in accordo con la Regione, Friuli Venezia Giulia, con i suoi assessorati e con il Comune di Gorizia naturalmente. Ciascuno fa il suo e ciascuno porta quello che è nelle sue corde. Ecco perché sono importanti questi momenti, ad esempio dalle installazioni artistiche piuttosto che il Carnevale europeo e tanti altri eventi. È importante perché riusciamo a incuriosire e perciò ad attrarre con diversi eventi dei segmenti diversi. Allora, Gorizia si prepara appunto alla capitale europea della cultura. Andiamo invece a Monfalcone, dove si parla della revisione della mobilità. Ecco i nuovi semafori, così cambia il traffico in largo Isonzo. Sincronizzazione in corso, impianti in funzione entro sabato fra le vie Terenziana, 4 novembre, Aquileia e Canaletto. Riparte la rotonda dei 3 comuni, l'intersezione tra i 3 comuni, vediamo qui vista dall'alto, 3 comuni sono Monfalcone, Staranzano e Ronchi dei Legionari. Sulla sanità alla sinistra solo remato contro, Cisinte ribatte a Moretti sul pronto soccorso. Controlli anti-sovraffollamento, cancellati 23 residenti fantasma, verifiche mirate, questo a Monfalcone, in 14 appartamenti fra Centro, Largo Isonzo e Panzano, diversi inquilini non segnalati all'autorità, sanzioni da 100 euro per ogni irregolare. Allora, rivediamo insieme il servizio che ha realizzato Marco Stabile su questa operazione congiunta di carabinieri e polizia locale a Monfalcone, questi controlli appunto
sugli stranieri residenti nella città dei cantieri. Vediamo se riusciamo a vedere questo servizio, non lo vedo pronto, niente, andiamo avanti ancora, poi rivediamo ancora la pagina di Ronchi dei Legionari, vediamo che si annuncia uno sportello disambiente dentro al municipio, l'azienda appunto per luce, acqua e gas. Il servizio sarà operativo a breve al piano terra, gestirà anche le tante lamentele per la nuova differenziata, la raccolta differenziata nei condomini. Allora, rivediamo insieme il servizio sui controlli a Monfalcone. Nuova operazione interforze a Monfalcone sulla regolarità degli stranieri residenti negli appartamenti, dove molto spesso viene segnalato un sovranumero di persone. 3 agenti della polizia locale e 6 carabinieri hanno passato al setaccio 14 appartamenti. A fronte di 64 persone controllate è stato appurato come 23 di queste, pur avendo mantenuto la residenza nella città dei cantieri, erano di fatto irreperibili, non essendo stati trovati durante i controlli. A loro carico sono state avviate le operazioni di cancellazione dai registri anagrafici. Nel corso dei controlli è stata anche accertata la presenza di 5 persone in sovranumero rispetto a quelle residenti, con conseguente sanzione da 100 euro per ogni inquilino in esubero rispetto a quelli regolarmente denunciati. Gli approfondimenti delle forze dell'ordine, nonostante i tentativi di giustificazione degli interessati, hanno consentito di appurare come la presenza degli ospiti fosse tutt'altro che occasionale. Nelle camere delle abitazioni interessate gli agenti hanno trovato tutti i loro effetti personali. In 3 casi sono state accertate irregolarità nell'obbligo di comunicazione entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza rispetto alla presenza di ospiti stranieri, con sanzione da 1.000 euro per ciascuna persona. All'interno di uno dei condomini è stato anche trovato un 25enne straniero in regola con il permesso di soggiorno, in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish. Il giovane è stato segnalato come assuntore di stupefacenti alla prefettura di Gorizia. Torniamo sul piccolo di Trieste. All'ex OPP di San Giovanni avanzano i cantieri sulle 3 palazzine dismesse. Eseguito il 62% dei lavori nei fabbricati che ospitavano cucine, lavanderie ed ex lungodegenti uomini tranquilli, così era la definizione. Diventeranno nuovi spazi didattici e di ristoro. Rive, Largo Santos e Porto Vecchio i siti alternativi per le maxi griglie. La misura valida anche durante la barcolana. Il Comune studia varie ipotesi dopo il divieto in Ponte Rosso per gli eventi enogastronomici con cibo cucinato sul posto. 3 decenni di aneddoti tra birre, calici e polpette e 30 anni del buffet da Roby che ora rinnova gli interni. Qui vediamo ancora la storia della panchina di Contovello, rifugio degli innamorati, rovinata e abbandonata, ora rimettetela a posto. Il panorama vediamo sul golfo e la posizione appartata l'hanno resa celebre, ma un asse è stato divelto ed è sempre meno utilizzata dai giovani, quindi in stato di abbandono e di degrado la famosa panchina degli innamorati. L'avviso pubblico: il Castello di Miramare cerca un nuovo gestore per caffetteria e serre. Ci spostiamo nuovamente nell'Isontino, a San Pier di Sonzo va verso il voto, sarà una sfida a 2, si allontana così lo spettro del quorum, ricucito lo strappo con il Partito Democratico, il centrosinistra torna unito e il centrodestra lavora una candidatura alternativa. Sono elezioni anticipate dopo la morte a ottobre del sindaco Bignolin. Allora andiamo ora a vedere la pagina di Trieste Prima del quotidiano online. Il caso Resinovic moltiplica le querele, ex vicini di casa contro Sebastiano e scontro in aula. Salvatore Nasti e Gabriella Micheli aggiungono 2 querele a quelle già sporte. Tutte e 4 saranno trattate in un'unica udienza, quella programmata per ieri è stata rinviata. Allora rivediamo insieme anche il nostro servizio proprio su questa udienza nel processo per diffamazione a carico appunto di Sebastiano Visintin. È stato rinviato al prossimo 19 marzo alle 12:30 il processo a Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovic, accusato di diffamazione dai vicini di casa, Gabriella Micheli e Salvatore Nasti, che lo hanno querelato. All'udienza di oggi davanti al giudice Alessio Tassan erano presenti le parti con i rispettivi avvocati, lo studio Bevilacqua per Visintin e Francesco Mazza per i 2 vicini di casa che si sono costituiti parte civile. Il rinvio era nell'aria ed è stato motivato con la necessità
necessità di unificare altri procedimenti per altre 3 querele che sono state presentate dagli stessi vicini nei confronti di Visintin. L'udienza di oggi è stata rinviata, come da nostra richiesta, per riunione ad un'ulteriore udienza che si terrà a marzo. Il 19 marzo stessi fatti, stesso giudice, quindi si procederà alla discussione dell'udienza predibattimentale. Il giudice ha disposto la riunione, ha rinviato l'udienza di oggi per riunire il processo di oggi a quell'altro già fissato per il 19 marzo alle ore 12:30, in quanto ci sono gli estremi di una connessione oggettiva e soggettiva. Il processo non riguarda dunque direttamente il caso ancora irrisolto della morte di Liliana. Salvatore Nasti e Gabriella Micheli avevano querelato Sebastiano Visintin sostenendo che alcune sue dichiarazioni in un programma TV nelle puntate del 22 e 29 settembre 2023 avrebbero suggerito l'idea che la sera della scomparsa di Liliana, il 14 dicembre 2021, gli stessi vicini sarebbero entrati nella casa della coppia in via Verrocchio a San Giovanni e avrebbero portato via qualcosa. Quindi verranno verificati i requisiti, se ci sono, per arrivare al dibattimento, vale a dire se ci sarà una ragionevole previsione di condanna, se il capo di imputazione è stato formulato con tutti i crismi, quindi sarà un'udienza meramente tecnica per vedere appunto se c'è l'ipotesi di una ragionevole previsione di condanna. Allora andiamo ancora sempre sulle pagine di Trieste Prima, crolli alla scuola San Giusto, abbiamo anche appunto le nostre immagini, un mezzo straordinario per trasportare gli alunni alla Marine per consentire i lavori di messa in sicurezza dopo il cedimento degli intonaci. Il Comune ha avviato le procedure per l'organizzazione di un trasporto dedicato straordinario a favore degli alunni della scuola primaria San Giusto, le cui classi sono state spostate alla scuola Biagio Marin nel rione di Servola. Il Comune ha approvato quindi una delibera giuntale con la quale si consente l'avvio delle procedure per l'organizzazione di un trasporto dedicato straordinario a favore degli alunni della scuola primaria San Giusto, le cui classi appunto sono state spostate alla scuola Biagio Marin a seguito del cedimento del soffitto. Con la stessa delibera sono stati stabiliti criteri per l'erogazione del contributo all'istituto comprensivo di riferimento per l'attivazione del pre e post accoglimento richiesto dalla scuola e dalle famiglie che non fruiranno del trasporto dedicato. Con tale atto, hanno spiegato gli assessori Lodi e De Blasio, l'amministrazione conferma la grande attenzione nei confronti dei bambini e delle loro famiglie. Questo recita un comunicato ufficiale appunto dei 2 assessori. Torniamo sul piccolo, andiamo a vedere che nell'abitato di Dunea Morisina, nel tratto di Visogliano, i residenti chiedono le barriere antirumore, interpellanza urgente presentata dai consiglieri Romita e Milos e il sindaco Gabrovez risponde: le ferrovie si attivino come fece l'ANAS. Torna quindi d'attualità nel territorio di Duina Orisina, in particolare nella fascia vicina ai binari della ferrovia, il tema delle barriere antirumore. Ne avevamo parlato anche nei mesi passati. Nido Iacchia, Muggia, iscrizioni solo online, ma vi ricordo che appunto oggi sul piccolo c'è tutta la pagina dedicata alle iscrizioni al nuovo anno scolastico. E poi il comitato delle Noghere, sempre a Muggia, raddoppio della galleria sbagliato e costoso. Il ricorso al TAR del gruppo Alternative Galleria è un'iniziativa molto positiva per Muggia, lo dice il capogruppo in consiglio comunale del comitato Noghere Sergio Filippi, che evidenzia come le criticità del progetto di raddoppio della galleria di Muggia che il GAG ha indicate nel ricorso siano evidenti. Quindi questa è la presa di posizione appunto dell'opposizione in consiglio comunale a Muggia. Ieri abbiamo sentito anche il sindaco di Muggia Polidori che ha risposto invece a coloro che protestavano proprio per il raddoppio della Galleria Sauro di Muggia. Allora rivediamo insieme il servizio. Dopo la protesta sotto il Consiglio regionale da parte del GAG, Gruppo Alternative Galleria, che a dicembre aveva presentato un ricorso al TAR contro il progetto del raddoppio della Galleria di Muggia, risponde il sindaco Paolo Polidori, in primis ponendola come una questione di rispetto. Rispetto del voto popolare, perché non dimentichiamoci che il programma elettorale della Giunta e della maggioranza di centrodestra verteva
indiscutibilmente su uno dei punti più importanti, che era l'allargamento della galleria. Quindi i cittadini si sono espressi nel 2021 votando il centrodestra per il fatto che sono favorevoli all'allargamento della galleria, quindi non ci sono referendum, sondaggi di sorta eccetera. Questa è stata la proclamazione del voto popolare e questo dovrebbe essere rispettato, dovrebbe perché non lo è. Poi le risposte sui presunti guadagni irrisori di tempo a completamento dell'opera. Scambiano la causa con l'effetto. L'effetto è la riduzione del tempo di percorrenza, ma la causa e quindi il motivo per il quale abbiamo deciso di allargare la galleria, tra le altre cose, è il fatto che ci sarà una riduzione del 75% delle code sul litorale. Allora, se vogliamo fare i cittadini che prendono in considerazione soltanto via Roma e non il litorale, allora io dico, io sono sindaco di tutti e devo fare gli interessi dei cittadini anche dall'altra parte di tutta Muggia. Manca, secondo il GAG, una valutazione delle alternative da parte dell'amministrazione comunale. Non è vero, l'abbiamo considerata e l'abbiamo dichiarata inattuabile. L'alternativa zero significa togliere il semaforo alla galleria e fare passare tutto il traffico pesante, quindi non solo le vetture, non solo i camion di piccole dimensioni, ma autobus, autobotti, cisterne, betoniere, mezzi di soccorso da questa parte, e non ci passano perché c'è l'arco alla fine che non li fa passare, tanto è vero che Trieste Trasporti ha detto non si può farlo perché è pericoloso, lì c'è il passaggio pedonale ed è pericoloso. Allora, torniamo per qualche istante ancora alle notizie nazionali e internazionali del Corriere della Sera. Meloni da Trump, non è la voce dell'Europa. La commissaria Ribera, Bruxelles parlerà se anche l'altra parte lo vuole, il chiarimento della commissaria. Poi ancora vediamo in Panama il colloquio, il varco che divide le Americhe, il presidente è nostro, non si tocca, la minaccia velata, siamo la frontiera meridionale degli USA, siamo decisivi per frenare i flussi migratori. La questione di Panama è una delle tante emerse appunto dopo la cerimonia di inaugurazione, di insediamento, scusate, del presidente degli Stati Uniti Trump. Al-Masri rilasciato, un altro caso che sta facendo davvero molto discutere la politica italiana, opposizione all'attacco e la Corte dell'Aia chiede chiarimenti. Piantedosi oggi in aula, ma Schlein dice venga Meloni. Qui vediamo l'immagine di Al-Masri all'aeroporto di Tripoli, la foto è stata rilanciata sui social dal leader di AVS Nicola Fratoianni. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco sarà con noi la segretaria del Partito Democratico di Trieste Maria Luisa Paglia, fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora diamo il buongiorno alla segretaria del Partito Democratico di Trieste Maria Luisa Paglia, ben arrivata, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutte e tutti e grazie dell'invito. Grazie di essere qui. Allora stavamo così commentando un po' fuori onda le notizie della giornata. In primo piano oggi, come nei giorni scorsi, c'è questa nuova istituzione delle zone rosse in centro e anche in parte insomma delle zone vicine alla periferia, ma sostanzialmente sono quasi tutte nelle aree centrali, no, della nostra città, con maggiori controlli, poi anche chiusure a mezzanotte per i locali. Ci sono già le prime proteste, le abbiamo viste anche, abbiamo realizzato anche noi dei servizi, c'è anche qui appunto sul piccolo la voce e le richieste anche dei gestori dei locali, c'è qualcuno così falliremo, insomma c'è un po' di dibattito su questo sicuramente, su questa istituzione voluta dal prefetto sulla base di uno strumento che è dato dal Ministero, no? Uno strumento delle zone rosse. Ma parlano da soli anche i diretti interessati, i commercianti della zona. Sarà una misura pressoché inefficace nel senso che la sicurezza la vogliamo tutti, io stessa quando rientro a casa la sera voglio sentirmi sicura. In zona per esempio Piazza Goldoni, Largo Barriere, già da mesi stazionava una volante della polizia, adesso c'è sempre una volante della polizia con l'istituzione delle zone rosse, quindi
non è che prima non facevano il loro dovere, non è che c'è stato un potenziamento delle forze dell'ordine o si farà qualcosa in più. Fermeranno se vedranno dei tumulti, qualcosa. E il problema è che quando c'è la volante magari non succede niente. Allora è una misura un po' che colpisce appunto tutti indistintamente. Se ci sono delle forme di delinquenza, dei locali malfamati, per usare una parola così per capirci al volo, bisogna colpire quei casi. Bloccarli, fermarli, sanzionarli, chiuderli per un periodo, ma così una misura che colpisce tutti intanto diventa inefficace e poi appunto danneggia le persone oneste che lavorano. Per farla breve, è come se io da insegnante invece di sanzionare e sospendere un alunno, sospendo tutta la classe. Tutta la classe. Ecco, non è questo il senso di giustizia. E poi, diciamolo pure, una città che si propone per una visione turistica. Noi con questa istituzione di zone rosse sembriamo una di quelle città invivibili o con delle zone invivibili. Sia a livello di turismo, ma allora i commercianti, ho letto stamattina, si lamentano perché non si può, ma non è che si può dire questa zona sì, quella zona no, questa strada, no, bisogna intanto risalire alle cause. Ci sono tante buone pratiche a cui si può fare riferimento, ci sono città che hanno istituito l'assessorato della notte per capire, fare dei confronti, dei tavoli con le persone interessate, i commercianti in primo luogo. Ci sono delle associazioni, per esempio Donne di Strada. Questa è un'associazione che è sorta già da un paio d'anni, si può cercare sul web, molto utile. Immagino che è successo spesso a qualche madre o amica di fare compagnia telefonicamente a una donna che si trova sola a rientrare di sera tardi la notte. Ecco, c'è questa associazione con la quale si può prenotare anche una videochiamata, è gratuita e accompagna una donna o una ragazza che si trova a rientrare sola magari in una città. Addirittura il comune di Napoli l'ha proposto, un consigliere comunale di una lista civica ha proposto di assumerlo come impegno comunale. Ci sono delle città in cui c'è una volante che non solo la volante accompagnata da un'ambulanza con un assistente sociale, uno psicologo, ci sono città dove si instaura un educativo di strada perché per esempio nella zona limitrofa a Piazza Perugino, soprattutto in estate, stazionano gruppi di ragazzini, 12-13 anni, ecco, che a volte disturbano. Tant'è vero che qualcuno è andato pure a parlare con loro di residenti. Allora, cosa può fare l'istituzione delle zone rosse con questi gruppi, chiamiamoli baby, ecco, baby gang, ma non sono baby gang, sì, così non sono strutturate, ecco. Cosa può fare l'istituzione della zona rossa? Niente, cioè bisogna trovare delle soluzioni, andare alla causa, istituire appunto dei confronti con le istituzioni, le scuole, le parrocchie, le famiglie, i residenti. E il fatto, a mio parere, di chiudere in anticipo tutti i locali causa anche una mancanza di sicurezza, perché ci sono quei luoghi, bar o ristorante che aperti fin tardi danno quel senso di luce, di aggregazione anche, e frequentata dalle famiglie. Trovarsi in un rione a una certa ora scuro, isolati, è ancora peggio. Quindi secondo me l'istituzione delle zone, poi non scendo nei particolari, potrebbe causare perché devo essere fermata? Perché dovrei dare dei documenti? Perché sono vestita male? Insomma, ci sono tante criticità, tanti problemi, punti, tanti dubbi. Solleva tanti dubbi, sì. Soprattutto sull'efficacia, no? Infatti, la prevenzione sì, migliorare l'illuminazione, ci sono tanti modi per prevenire, ma anche la presenza delle volanti, ma non istituire una zona rossa che, mi ricordo, è stata fatta quando ci fu il Covid per isolare una cittadina che allora aveva un'altissima percentuale di infetti, e allora c'era l'esercito e impediva l'ingresso e l'uscita. Quella è una zona rossa, ma non siamo in uno stato così disastroso, catastrofico. Ci deve essere controllo della polizia, però è come le telecamere, si sono investiti tanti soldi dei cittadini, ma mi sembra che questa microcriminalità stia avanzando, non sono servite a livello di deterrenza.
Chiarissimo. Allora, c'è una mail che arriva dal nostro telespettatore che si chiama Manuel e scrive: la notizia della chiusura dello stabilimento Tirso è molto preoccupante perché in ballo ci sono 175 posti di lavoro. Qualora non si trovino altri imprenditori disposti ad assorbire tutto il personale, lo Stato deve avere il coraggio di fare scelte forti, come la nazionalizzazione delle linee di produzione prevista anche dall'articolo 42 della Costituzione, dice Manuel. Non è possibile che gli interessi di un imprenditore prevalgano su quelle 175 persone, sulle loro famiglie. Un saluto agli ospiti e alla redazione. Grazie Manuel, che pone l'accento su un grosso problema. Oggi c'è sul giornale l'altro tema sempre legato al mondo del lavoro, della crisi della Flex. Il prossimo tavolo sarà martedì prossimo, non si profila una soluzione perché l'azienda sembra intenzionata a proseguire ancora sulla strada di questo fondo tedesco che aveva annunciato esuberi strutturali, quindi non era piaciuto non soltanto ai sindacati ma addirittura al Ministero che aveva bocciato, no, questa operazione, quindi una crisi un po' generalizzata dell'industria nella nostra provincia. Ecco, questo è un argomento invece molto preoccupante perché ormai con costanza sulla stampa leggiamo di un'azienda che intende chiudere e quindi questo significa una crisi per tutte le famiglie, l'indotto che dipendono da quell'azienda. I sindacati avevano ottenuto, mi pare, l'assicurazione di non prendere iniziative da parte di questa azienda, invece è andata avanti mettendo a rischio appunto il lavoro. Allora, so che il Presidente della Regione ha già scritto una lettera agli Stati Uniti perché questa ditta in un certo senso dipende, ecco, da una società, ecco, collegata. Mi pare che abbia instaurato delle relazioni con questa nazione. Io spero che riesca a farsi valere, a essere una voce, ad avere una voce in capitolo per insomma richiamare l'attenzione su questa situazione, ma non solo su questa. Ecco, la crisi aziendale che sta attanagliando Trieste e tutto il Friuli Venezia Giulia è qualcosa di molto molto preoccupante. Ecco, questi sono i veri problemi che bisogna affrontare proprio con determinazione e con fermezza, e non sappiamo cosa succederà con i dazi e con tutto quello che ne deriva dalle decisioni del nuovo Presidente della Repubblica degli Stati Uniti. Infatti stavamo vedendo proprio oggi sui giornali i vari possibili ripercussioni, no? Anche dalle nostre parti, ma non solo, insomma un po' a livello mondiale davvero. Tornano sull'argomento precedente sia Giampaolo che Serena. Allora Giampaolo dice: la sua ospite sta dicendo che una persona deve prenotare una guardia del corpo per poter stare tranquilli. Ma no, assolutamente non ha detto questo. No, forse non mi sono espressa bene, anzi grazie che mi dà la possibilità di riparlarne. Io ho citato delle buone pratiche che esistono già in altre zone d'Italia. Questa intanto è un'associazione di volontariato ed è gratuita, assolutamente, e aiuta, ho detto, non mi ricordo, si chiama Donne per Strada. Ecco, Donne per Strada. Ho trovato anche il sito. Sì, c'è un sito, adesso si può controllare, non è a pagamento. No, allora, e come ho ribadito, il Comune di Napoli la sta assumendo come iniziativa comunale, ecco, mettendo un ulteriore servizio a disposizione dei cittadini. C'è questo e ce ne sono tanti altri, ecco, non è qualcosa a pagamento, assolutamente, ci mancherebbe altro. Mentre Serena dice: buongiorno a lei e alla sua ospite, tutti a parlare delle zone rosse, ma nessuno ha mai pensato che c'è poca illuminazione, lo dicevamo prima, no? E chi è malintenzionato è aiutato a delinquere dal buio che lo circonda, perché i lampioni stradali erogano luce gialla e non luce bianca, si domanda Serena, in gergo specifico luce calda o luce fredda. Abbiamo modesto avviso: se l'illuminazione stradale fosse maggiore certe cose si potrebbero evitare. Grazie per avermi ascoltata, buon lavoro e buona giornata. Grazie Serena. Ma grazie, sì, lo dicevamo, questa è una delle cose che si possono fare, ecco, potenziare l'illuminazione, soprattutto in alcune zone periferiche, ecco, e quindi questo forse favorirebbe il riconoscimento da parte dei residenti di qualche telecamera, perché di solito le telecamere sono sorte inizialmente per come dire, gestire delle dinamiche che riguardano incidenti stradali. Non sono sorte, a meno che sono di alto livello, non mi intendo molto, però so che
non riescono bene a distinguere il volto di una persona. Poi se questa persona è dotata di passamontagna, se è già intenzionata ad effettuare un reato, insomma un qualcosa, è difficile, ecco. Quindi quello potrebbe essere un buon metodo, potenziare l'illuminazione, e mi pare che è stata richiesta diverse volte anche in comune, questo con delle mozioni. A livello proprio di consiglio comunale, sì, chiaro, sì. Quindi per rendere insomma più sicuro potrebbe essere uno strumento la signora ha ragione. Allora, le zone rosse, ci scrive Antonio, sono state istituite dal prefetto. Mi chiedo quale famiglia va in un locale dopo la mezzanotte. Il problema è che alla sinistra non va mai bene niente. Allora, no, questa non è l'opinione questo. di Antonio. No. Vabbè, le famiglie magari non andranno nei locali No, ma non è detto. Allora, io ho parlato con un gestore qualche mese fa che era stato, come dire, aveva subito la chiusura anticipata, ed è un locale frequentato da famiglie, e quando festeggiano compleanni, feste, si attardano fino alla mezzanotte. Non è una cosa dell'altro mondo, insomma, fare una festa e attardarsi lì. E il fatto di chiudere, non era la mezzanotte, le chiusure mi pare erano alle 11, e lui mi spiegava: io per chiudere alle 11 devo pulire tutto e quindi la gente deve andare via alle 10:30. Allora capiamo tutti che quell'orario, soprattutto in un periodo estivo, causa un danno enorme ai commercianti onesti che lavorano, pagano le tasse, e quindi ci favoriscono che tutti godiamo dei servizi, quindi mi sembra un'ingiustizia. Non solo a me, ma vediamo che stamattina basta aprire il giornale e diversi commercianti e gestori si lamentano. Ci sono delle lamentele, è vero che insomma c'è anche la richiesta, no, di maggiore sicurezza anche da parte di avventori e di cittadini, ma anche dagli stessi commercianti. No? Ma la sicurezza non la otteniamo chiudendo tutto, non è un buon metodo questo. Oggi si parla molto anche della tematica delle scuole, che so che è molto all'attenzione, no? Da insegnanti, soprattutto della nostra ospite. Si è parlato del crollo alla scuola San Giusto, quindi è stato istituito un mezzo straordinario per trasportare gli alunni a un'altra scuola. Nei giorni scorsi ci siamo occupati anche della questione della scuola Stuparic, che il prossimo anno andrà spostata, traslocata al Molo Quarto, quindi molto distante da dove si trova, in strada di Rozzol, per consentire lavori di manutenzione, di ristrutturazione vera e propria, perché le condizioni non sono buone, e si cerca anche qui di evitare episodi come quello che abbiamo visto, il crollo, no, degli intonaci all'interno della scuola San Giusto. Però ci sono già delle proteste da parte delle famiglie per questo trasloco così distante, almeno la richiesta di un mezzo di trasporto insomma dedicato. Certo, allora la ristrutturazione è obbligatoria, è anche qui un fatto di sicurezza, perché per lunghi anni non si è come dire, potenziato nessun investimento sulle scuole, sia dal punto di vista didattico che strutturale delle edilizie, quindi è giusto che venga fatto, e infatti le scuole stanno cadendo a pezzi, è sotto gli occhi di tutto, quindi è giusto che la ristrutturazione venga fatta. Giustamente bisogna anche andare incontro all'utenza, alle famiglie, perché una famiglia che iscrive un figlio in una determinata scuola lo fa perché è vicino casa. In questo modo i genitori saranno costretti la mattina in mezzo al traffico a spostarsi, e il problema si pone quando hanno più figli. Allora un figlio lì vicino da accompagnare, più piccolo, quello più grande in un'altra scuola, poi all'infanzia, insomma un disagio enorme, e l'unico modo in cui l'amministrazione può aiutare queste famiglie è agevolare dal punto di vista del trasporto, dei trasferimenti. Ho sentito il comitato della scuola Sauro. Allora, non si può fare, a mio parere, un conteggio sulla frequenza in certi periodi, perché sappiamo, lo dico da insegnante, che ci sono dei periodi in cui c'è il picco delle influenze, delle varicelle, di altre malattie gastrointestinali, e i bambini prendono di tutto e di più. Allora, se in un periodo non c'è quella percentuale di uso dello scuolabus, non per questo si può dire non raggiunge un limite, allora sospendiamo uno o due corsi, anche perché si è capito che una spesa minima con la quale sta risparmiando il comune su quella sospensione mi pare sui 2.000 euro in un anno. Allora
non si può fare un conteggio sui bambini, sulla frequenza in questo periodo. Se deve essere assicurato un servizio per aiutare le famiglie, bisogna anche investire dei soldi. Allora, questa amministrazione si è sempre detta disponibile verso le famiglie, e anche questo è un modo per favorire chi vuole mettere su una famiglia. Se già le giovani coppie sanno che ci sono questi disagi e mai più mettono su famiglia, allora invece aiutiamo le famiglie anche aiutandoli in questo modo, fornendo un mezzo di trasporto quando ci saranno delle ristrutturazioni, non sarà per sempre. È chiaro. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Laura, lei è la sua ospite. Volevo dire alla sua ospite, lì che parla tanto di mettere delle telecamere, le luci più forti e accompagnare la persona durante la notte telefonicamente con la madre o con un'amica, perché non vengono espulsi tutti i clandestini? Una cosa molto più semplice e soprattutto duratura, non servono zone rosse, non serve niente. Ha visto cosa è successo l'altro giorno a Gradisca? Sono 8 poliziotti in ospedale. Perché? Perché i marocchini non volevano ritornare in Marocco. Quindi vuol dire che noi li trattiamo molto meglio del loro paese d'origine. Via tutti gli stranieri, come sta facendo Trump. E poi la sua ospite prima, ma sarà stato un lapsus, ha detto il Presidente della Repubblica Trump. No, è il Presidente degli Stati Uniti. Vi auguro una buona giornata. Va bene, probabilmente è stato un lapsus, non l'ho notato. No, insomma, mi pare di aver detto il nuovo Presidente degli Stati Uniti, comunque può anche darsi. La signora, grazie intanto di aver chiamato, ha messo insieme 2 o 3 cose. Allora, io non sono favorevole a mettere le telecamere a tappeto, ecco, l'ho sempre detto questo, cioè chiariamo questo, ho detto che sia le telecamere che l'istituzione delle zone rosse non risolvono il problema. Allora, è giusto che ci siano dei presidi di polizia, come ci sono delle telecamere, ma non sono quelle che risolveranno il problema. Infatti telecamere e polizia mi pare che ci sono da sempre e anzi si sta solo peggiorando la situazione. Poi la signora fa riferimento, mi pare, ha detto di mandare via tutti gli stranieri. Allora, non sono solo gli stranieri che delinquono, cioè questo è un altro dato oggettivo, assolutamente, anzi ci sono tanti stranieri che favoriscono la nostra economia. Infatti il gestore di cui parlavo prima è uno straniero, è un laureato in fisica che si è aperto un locale, un piccolo ristorantino, perché aveva urgenza di mantenere la famiglia e mantenersi lui, ecco, questo proprio per chiarire. Allora, la sicurezza è da garantire a tutti i cittadini, a tutti coloro che stanno sul nostro territorio, indipendentemente da dove sono nati e di che colore hanno la pelle. Il fatto, poi mi pare accennato la signora, i 6 poliziotti. Allora, sì, quello non è un fatto che è successo, non lo so, alla volante di polizia per l'istituzione delle zone rosse, ha mescolato un po' di cose. Quello è successo al CPR, a Gradisca, se non sbaglio. Sì. C'è stata una protesta e invito la signora a leggere bene l'articolo, perché sono i poliziotti stessi che chiedono la chiusura di questo CPR, perché dicono che è pericolosa per chi ci sta e anche per loro, perché giustamente quando succedono queste rivolte, però come quando c'è uno sciopero, io so lo sciopero per esempio nel mondo della scuola, bisogna sempre chiedersi, nel mondo dei trasporti, ora quello che ci sarà dei medici o della magistratura, lo sciopero serve per, questo non è uno sciopero, era una rivolta, bisogna chiedersi il motivo, perché queste persone hanno provocato questo, è stato un modo probabilmente per farsi ascoltare. C'è stato un marocchino che mi pare si è buttato nel vuoto rischiando la vita. Allora, se c'è questa protesta, innanzitutto cerchiamo di capire il motivo e poi anche le forze di polizia hanno detto che quel centro non va bene, non va assolutamente bene. In effetti poi abbiamo sentito ieri anche appunto i rappresentanti dei sindacati di polizia, ma anche lo stesso sindaco e vice sindaco, no, di Gradisca di Sonzo, che dicevano appunto che questi episodi purtroppo non sono infrequenti a Gradisca e quindi andrebbe chiuso anche a loro giudizio questa struttura, insomma andrebbe... Sì, bisogna riformulare il sistema dell'accoglienza e della regolamentazione
regolamentazione dell'immigrazione. Allora cerchiamo di sfatare questa leggenda che si dice la sinistra vuole tutti qua. No, penso che non esista un documento, uno scritto, una dichiarazione in cui qualcuno ha detto li vogliamo tutti qua, venite perché vi vogliamo tutti qua. Ad esempio ce lo scriveva adesso Enrico, proprio voi la sinistra, insomma, che appoggia l'accoglienza solo per accogliere, e poi diceva tutto il paese in zona rossa e questo è solo l'inizio, purtroppo è il risultato della nostra politica di destra o di sinistra, motivo per cui da anni non voto e ne vado fiero, insomma era un po' questo il discorso. Allora, partendo da questa ultima affermazione, ricorderò al Signore, grazie, che mi dà la possibilità di ricordare che a suo tempo qualcuno è morto per garantirci questo diritto di voto. Ecco, e questa la butto lì per rimarcare che siamo in un paese democratico e non in una dittatura come in tante altre zone del mondo. E poi cosa dice? Ribadire il fatto dell'accoglienza. No, deve esserci una regolamentazione, cosa che assolutamente non c'è. Le persone arrivano, ci sono questi presidi sul confine, anche quelli non servono a niente, servono solo a investire delle risorse umane che forse servirebbero in altri contesti, per esempio questo per la sicurezza, ecco, sono lì, vengono pagati con i soldi nostri, delle nostre tasse, dei cittadini, ma è chiaro, lo sanno tutti che se qualcuno vuole entrare si sposta di 200 metri ed entra per un altro luogo, per un'altra stradina. Allora, arrivano, infatti non si sono fermati gli arrivi, assolutamente, quindi non servono, bisogna accettare, è un dato di fatto, non hanno fermato proprio un bel niente. Allora, ci sono gli immigrati, bisogna regolamentare questo sistema. Se sono delle persone che vogliono restare, bisogna inserirli in un sistema di integrazione insegnando prima di tutto la lingua, perché non più tardi di 2 giorni fa ho letto dei gestori a Grado, a Lignano, che cercano disperatamente anche degli stagionali e l'unica cosa che richiedono è la conoscenza della lingua italiana. Allora, se infatti. qua arrivano delle persone che hanno voglia di lavorare, ma lo dice anche Confindustria, lo dice l'Inps, ormai lo dicono tutti, abbiamo bisogno di giovani che vogliono lavorare. Allora, non è che li stiamo chiamando, ma se arrivano e sono qua perché nel loro stato, nel loro paese, o sono profughi perché scappano da guerra, o ci sono altre difficoltà, perché penso che nessuno scappi da casa sua perché si voglia affronti il tutto come una vacanza, ecco, poi in quelle condizioni. Mettiamoli in condizioni di lavorare e sostenere anche la nostra economia, pagare le nostre pensioni. Dobbiamo anche pensarci. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Ah sì, pronto, buongiorno Giuseppe. Buongiorno a lei. Brevemente, no? Intanto faccio il punto, diciamo così, sulla prima considerazione della vostra ospite riguardo gli immigranti, entrare, uscire, eccetera. Cioè, se facciamo un discorso politico, riempiamo lo spazio di parole, come fa la vostra ospite. Se facciamo un discorso concreto, oggettivo, industriale, facciamo un bando, come faceva una volta per mandare gli emigranti in Argentina, li mettiamo in Afghanistan, li mettiamo in Libia, li mettiamo in tutti questi paesi dove fuggono questi dalla guerra, e diciamo c'è un bando di 1000 posti e chi viene in consolato deve compilare un documento e dopodiché verrà qualificato e mandato, cioè a livello industriale, non a livello politico, così proprio per fare... C'è una immigrazione programmata, intende? Cioè, un discorso molto semplice, cioè, se io ho una fabbrica come, diciamo così, una ha ragione, è semplice. È inutile parlare come sempre, cioè lo stesso discorso, faccio un esempio, vale per l'Ovovia, cioè l'Ovovia cosa fa la funivia come la chiamate? Tutti parlano, non vi va bene, facciamo un referendum che adesso si può fare perché i fondi non sono più della PNR. Poi l'ultima domanda alla cara vostra ospite, cerchiamo di capire una cosa, cioè certamente non è di Trieste e va bene, non è un difetto, però diciamo un'integrazione da dove veniva a dove è arrivata c'è stata. Per questo era un discorso semplice, praticamente dal sud andavano al nord e c'è stata l'integrazione, ma la base di tutto è che quelle persone come noi sono tutte uguali, cioè stessa religione, stessa cultura, stessa scuola, chiaramente con delle interpretazioni diverse, ma comunque questa è l'integrazione, cioè se io porto uno dall'Afghanistan, questo domani mi ammazza col coltello il bambino di 2 anni, come è successo in Germania, è la persona, cioè capito? Cerchiamo di capire
capire che in realtà è una questione di violenza che non è solamente di carattere fisico, ma anche una violenza che viene perpetrata su coloro che hanno una cultura di base, una radice di base, che è quella che è il risultato di quello che diceva la vostra ospite, che diversi anni fa la gente è andata sui confini a combattere per darci la libertà, non per trovarci segregati in casa fino alle 10, cioè segregati in casa che non possiamo uscire, o se va via la mia bambina di 18 anni o di 14 anni devo pensare che arriva un immigrato a stuprarla. Cioè, poi a fine della fiera, mi sembra che la vostra ospite ha partecipato a un convegno della sanità, con il Rilanciamo la sanità il 14 gennaio con Cosolini e compagnia. Vorrei sapere che cosa ne è uscito di questo, perché andiamo indietro dalla Serracchiani. Tante domande, insomma, il nostro telespettatore, molto attento. Sì, ho capito, ma ci vuole quali sono i risultati? Insomma. Grazie molte, buona giornata. Allora, buongiorno, tante domande. Allora, no? Ci pone il nostro telespettatore. Il signore dice tante belle parole. Allora, il Partito Democratico provinciale che io rappresento oggi qua non amministra né a livello comunale, né a livello regionale, neanche a livello nazionale. Quindi noi possiamo parlare, ma mi sembra che questa mattina abbia fatto già delle proposte, cioè in merito alla sicurezza, quante buone pratiche ci sono a cui si può fare riferimento senza inventarsi niente. Già queste sono delle proposte. Ecco, parole, perché allora devo dire questo, mi fa pensare tante cose. In Consiglio Comunale le proposte dove si decide della nostra città, proposte ne vengono fatte tantissime, ma deve sapere, gentile, cortese signore, che queste proposte sono come dire, messe da parte, sotterrate, un centinaio di loro, perché la maggioranza non le mette in discussione, perché dice che non sono attuali. Ce ne sono proposte già lì messe da parte da 2 anni, da 3 anni, è una cosa veramente vergognosa. Poi ha fatto riferimento alle mie origini e ha detto io mi sono integrata. Allora, guardi che io non mi sono dovuta integrare perché parlo la lingua italiana, conosco la Costituzione, non ho capito in che senso avrei dovuto integrarmi, perché se una persona viene dalla Campania o dalla Lombardia deve integrarsi, cioè si può parlare di fare amicizie, di avere dei punti di riferimento, il lavoro, comunque ho fatto io un concorso pubblico, quindi non ho capito bene il riferimento delle origini all'integrazione, cioè già dovremmo considerarci cittadini europei. Se già si parla che una persona che viene da un'altra regione, se viene in Friuli Venezia Giulia, deve integrarsi, la vedo dura, ecco, la vedo dura come insegnante, ancora ne abbiamo strada da fare. E poi allora la mia integrazione, le parole, che cosa ha detto il allora, signore? proponeva di fare finalmente un referendum sulla cabinovia, sull'Ovovia. Ma no, è il sindaco che non vuole il referendum. Allora, anche lì le proposte ci sono state e non è stata un'opposizione vuota, questa è stata trasversale, non è stata politica della sinistra, ma sappiamo che magari fosse tutta quella la sinistra, ecco, è stata un'opposizione trasversale, c'è stato e c'è tuttora un comitato scientifico che si è occupato di approfondire tutto il progetto e infatti ci sono anche dei ricorsi pendenti. E le proposte sono state fatte, invece è già da tempo, per non perdere quei finanziamenti del PNRR che si sono persi. Ecco. E poi parlava anche della questione sanità, insomma, cosa è emerso da quell'incontro? La sanità, forse il signore era presente, abbiamo invitato persone al di là dell'appartenenza politica, c'erano rappresentanti sindacali, c'erano presidenti degli ordini, dei medici, degli infermieri, è stato un convegno corposo di diverse ore e certo sono venute fuori delle proposte, il potenziamento dell'organico, quindi il rinnovo dei contratti, perché se la professione del medico non è allettante, sono oberati, non funziona il sistema INSEE, devono fare i vaccini, c'è l'idea delle case di comunità, anche lì si parte dall'ascolto, da un confronto e soprattutto ci si lamenta perché i giovani medici o i giovani laureati vanno via, però noi prendiamo i gettonisti e ci costa tantissimo per 4 volte, ma perché?
vanno via, probabilmente perché non sono retribuiti adeguatamente. Ma ha fatto un altro riferimento, perché se passa uno dell'Afghanistan, mi pare che ha detto, e uccide una bambina. Allora, questo è lo stesso paragone che ha fatto dell'integrazione di una persona che viene da un'altra regione in Friuli Venezia Giulia. Esatto, messo vicino. Allora, non è che io conosco tante persone dell'Afghanistan che sono al centro di fisica Abdus Salam. Allora, lei pensa che una persona, cioè, si qualifica possiamo qualificarla sul fatto di essere onesto o disonesto se viene dall'Afghanistan o se viene dall'Austria? Mi pare che la delinquenza non ha una nazionalità, perché se fosse così sarebbe troppo facile, ecco. Poi ha parlato degli arrivi legali, ma quelli vengono fatti, solo che sono insufficienti, e non lo dico solo io, lo dice anche Confindustria, sono stessa, insufficienti. Bisogna l'associazione degli industriali, ma perché non si potenziano, non si incrementano, non si alza il numero? E questo noi lo diciamo, ma la decisione deve prenderla chi governa. Evidentemente non ascolta le nostre aziende, non la politica, le aziende. Le aziende proprio che richiedono questo personale in più. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia di Maria Luisa Paglia. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora siamo con Maria Luisa Paglia, segretaria provinciale del Partito Democratico, che sta rispondendo alle vostre telefonate, alle vostre mail. Ce n'è una di telefonata proprio in arrivo in questo momento, la sentiamo subito. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno a lei. Buongiorno Bucarella, a lei, alla gentile redazione, alla gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Allora io vorrei riagganciarmi, se me lo consentite, al discorso che la gentile ospite ha detto che più o meno non ha una grossa esperienza inerente alle telecamere in città. Allora volevo offrire due piccoli punti di riflessione e poi ognuno fa le sue scelte. Allora, innanzitutto volevo dire che le telecamere non servono per impaurire la delinquenza. Porto l'esempio di Venezia. Venezia è piena di telecamere, è infestata, proprio letteralmente infestata, di borseggiatori. Sanno chi sono, però la colpa non è semplicemente perché ci sono troppe poche telecamere, ma per un semplice motivo, perché cambiando quella nuova legge Cantabria praticamente hanno trovato terreno fertile. Allora la telecamera non è un deterrente, solo per un pubblico ingenuo può pensare che sia un deterrente. Il secondo, però bisogna capire l'utilità della telecamera. La telecamera, in base al nuovo mercato che sta nascendo, serve per la profilazione delle persone. La profilazione delle persone non viene fatta da parte del comune, ma viene data in gestione a una ditta esterna che pensa a raccogliere questi dati. La maggior parte delle persone dicono vabbè, ma io non ho niente cosa nascondere, che facciano pure. No, il punto è questo, che con la profilazione riescono a capire la nostra potenzialità di spesa e riescono a condizionare le nostre spese. La logica dovrebbe essere, la logica di loro dovrebbe essere: più spendiamo meno guadagniamo, e noi dobbiamo ridurci per tenere una sorta di povertà. Certo, volevo raccontare più o meno che il comune di Udine è stato multato dal garante della privacy per aver messo troppe telecamere invasive. Ha preso una multa, mi sembra, di 63.000 euro, perché la funzione della telecamera è semplicemente quella di coordinamento, di attenzione, di sicurezza per quanto riguarda il traffico. Ma chi dice mettiamo telecamera per una questione di sicurezza, purtroppo a mio avviso, parlo a titolo personale, lo ritengo un ingenuo. Capito. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Allora, grazie, sì, mi pare di aver capito che il signore
alcune parole mi sono sfuggite, però ha detto che servono anche per la profilazione e che questi dati vengono forniti anche a delle aziende terze, non li trattiene il comune. Ecco, questo non è una cosa tanto è inquietante, ma mi pare che siamo in linea, nel senso che io so che sono sorte per come dire, gestire, verificare delle dinamiche stradali, però adesso vengono come dire, sponsorizzate per altro, ma non mi pare che stanno dando i risultati che garantiva l'amministrazione. Ecco. Infatti, allora buongiorno, sono Lorenzo, invece da Roiano, Lorenza, scusate, ho sbagliato il genere. Allora, volevo segnalare che questa mattina un uomo di mezza età urinava accanto alla chiesa di Roiano, in piazzale Tre Rivi, come se nulla fosse, a parte che al mattino possono passare anche i bambini, visto che accanto alla chiesa c'è un piccolo parco giochi. A proposito di illuminazione stradale, scrive ancora Lorenza, anche il piazzale è poco illuminato, tutte le vie di Roiano periferiche sono poco illuminate, insomma torna. E questo è un buono spunto da passare alla circoscrizione. Assolutamente, ecco. Sì, vero. Assolutamente. Renata, invece, io mi chiedo dove abitano questi gruppi di giovani stranieri dediti alle risse, di chi li ospita. Non è possibile non vengano individuati durante il giorno, dovrebbero essere messi a fare lavori socialmente utili, dice Renata, su questo fenomeno. Insomma, delle risse spesso avvengono appunto tra giovani, no? Sì, ma la polizia dovrebbe identificarli, ecco, è quello che abbiamo detto, identificare, sanzionare come dire, gli attori di questo disagio che viene causato alla cittadinanza e anche alla percezione di insicurezza, a parte che le risse insomma possono coinvolgere anche degli innocenti come abbiamo visto in altri casi, ma dicevamo non chiudere a tappeto, perché così si colpiscono e si danneggiano anche persone che lavorano e che sono oneste e che magari nei loro locali non succede niente. Ecco. Nevio dice: è necessario organizzare e occupare tutta questa gente organizzando lavoro e non lasciarli girare a vuoto in modo da incrementare la criminalità. Credo parli dei migranti, insomma, no? Degli richiedenti asilo. Dei richiedenti asilo, quindi non lasciare che girino così a vuoto, ma impiegarli in qualche vorrei dire una cosa, rispondere al signore. Allora, è giusto quello che dice, impiegarli, stanno senza fare niente, stanno in giro. Allora, qual è la causa di tutto ciò? Allora, andando indietro, anche se è un po' lunga, è la legge Bossi-Fini, intanto che obbliga l'Italia come primo stato di approdo a gestire tutte le pratiche dell'eventuale accoglienza dovuta alla richiesta di protezione, no? Richiesta d'asilo, perché molte persone, molti di questi non vogliono rimanere qua, però sono costretti a restarci ed aspettare che venga portata avanti la pratica, e lì si apre c'è un altro fronte, perché non vengono potenziati gli organici alla questura, hanno troppe pratiche da disbrigare e queste persone stanno mesi e anche anni in questa situazione, perché se sono richiedenti asili non li si può come dire, occupare con dei lavori. La legge non lo permette, si dovrebbe cambiare la legge, ma è più semplice invece che cambiare la legge a livello europeo. Queste persone che semplicemente vogliono passare da noi stanno una notte, neanche una notte, e vanno via. E questo è perché l'Italia non è allettante per loro, è la legge che li costringe a stare qua, e oltre a questa costrizione complica il fatto che alla questura le cose vanno alla lunga. Poi, se vogliamo complicare anche le cose, la nostra amministrazione comunale non fa niente per dare un minimo di accoglienza e sono costretti a stare per strada, perché secondo me è stato indegno nel mese di dicembre, nel periodo tra Natale e Capodanno, aver letto sul giornale che della povera gente, pur di trovare rifugio e riparo, si è andata a coricare, a dormire nei tombini, in mezzo alle deiezioni, in mezzo alla spazzatura. Ecco, bisogna andare sempre alle cause
causa e capire come risolverla. Il signore di prima diceva parole, non sono parole, si sta evidenziando un qualcosa che non va e le proposte ci sono. C'è sempre stata la richiesta di aprire un centro di bassa soglia per permettere a queste persone di avere un letto e un gabinetto e anche una doccia dove lavarsi, no? Perché se non hanno il gabinetto succede quello che succede. Le donne sono costrette a, come dire, quando hanno il ciclo, a cambiarsi dietro una macchina in mezzo alla strada. Allora Trieste, che si propone come città turistica ma come città civile del nord-est, di una regione, di uno stato civile del continente europeo, non può permettere queste cose. Veramente io mi sono vergognata a Natale quando ho letto, noi siamo qua tutti a festeggiare il Natale che è una ricorrenza religiosa e le persone dormono nei tombini. Nei tombini, ecco. È davvero impressionante. Domanda dedicata all'ospite da Enrico: perché i minori non accompagnati non godono dell'assistenza di un avvocato e sono invece lasciati alle discrezioni di assistenti, tutori eccetera, le cui opinioni condizionano poi i giudici dei minori? Questo no, ci sono delle inesattezze. Allora, il tutore volontario, lo dico sempre, ecco, è volontario, è volontariato, e il tutore volontario di minori stranieri non accompagnati non fa le veci di un legale. Io sono tutrice, ma io faccio l'insegnante, non sono legale. La legge assicura ai minori stranieri non accompagnati un avvocato, come lo assicura agli indigenti. Ecco, c'è un avvocato, assolutamente. Poi ci sono anche gli sportelli dedicati, avvocato di strada, oppure ci sono gli avvocati che fanno le convenzioni con l'associazione regionale dei tutori. Qual era la domanda? L'avvocato c'è, sì, non capisco sì, però la... Diceva vengono lasciati alla discrezione, insomma, di assistenti, tutori eccetera, la cui opinione condiziona poi i giudici dei minori. Ma il giudice, la funzione del giudice è solo di attingere a una lista che è depositata, una lista di tutori depositata in tribunale, per assegnare, si va lì, il tutore volontario fa un giuramento e il giudice gli assegna il minore, ma il tutore è un garante semplicemente dei diritti di questi ragazzi. No, il minore non convive col tutore, il tutore non ha la responsabilità penale civile perché non vive nella comunità, è un garante per verificare che vengano rispettati i suoi diritti appunto di minore come tutti gli altri minori, che non subisca abusi, che venga rispettata la sua religione, insomma, che venga nutrito, vestito, iscritto a un percorso scolastico, ecco, che venga anche fornito di un minimo di istruzione di lingua, insomma di corsi di lingua italiana, anche se questo dipende molto dai fondi che vengono erogati a tal proposito, ma non mi è chiara comunque la richiesta in che modo i tutori condizionano i giudici, non lo so, no, non possono condizionare anche perché non so. Sono due ambiti diversi, insomma, sì, no? di tutela sempre delle persone insomma, che arrivano qui nel nostro paese, sono minorenni. Allora, abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Dino. Buongiorno a lei, buongiorno alla sua ospite. Ecco, io volevo fare giustamente volevo richiamare quello che ha detto la signora prima, la Bossi-Fini. I cittadini, non solo palestinini, ma tutti in Italia, dovrebbero capire che questa legge è in vigore dal 94 e tutti questi lamenti che soprattutto la destra cavalca il fenomeno degli emigrati, questo e quell'altro, è una cosa che l'hanno creata loro, che loro hanno un vantaggio elettorale. Tanto fa, abbiamo l'esempio dell'altro giorno quando hanno arrestato su un mandato internazionale il generale libico a Torino, e io ieri sera, e tutti quanti potete vedere, andate a vedere la mossa del cavallo ieri sera alle 8:20 su Rai 3 con un noto giornalista italiano, è stato intervistato un ragazzo dove ha conosciuto questo generale che era direttore di più prigioni, che aveva ucciso addirittura dei ragazzi strozzandoli, e picchiava e praticamente anche li violentava i minori. E cosa faceva questo generale? Prendeva le barche che stavano per partire, arrestava di nuovo tutti gli emigrati, li porta in prigione e chi voleva partire doveva pagare a lui e al suo contorno, diciamo, di comando
di nuovo i soldi e lui li faceva andare in Italia. Allora, e poi questo qua è stato rimpatriato con un Falcon, con un aereo privato dello Stato italiano, partito da Capodichino fino a Torino, da Torino l'ha riportato in Libia, senza il permesso della Corte internazionale. Questo significa che la Meloni, quando viene a dire io combatto la mafia, si vede che questo era già d'accordo, lei ha preso paura e l'ha lasciato libero, perché sennò un aereo di Stato senza un permesso delle alti comandi italiani non può decolare. Ecco, questa è la prova che la destra usufruisce e ha tutti i vantaggi di avere questi extracomunitari e non vuole cambiare questa legge da 40 anni. Grazie. Capito, grazie Dino. Sì, è vero, perché questo è un trafficante, perché si vende i prigionieri ad altri. Insomma, il signore ha spiegato bene la situazione, ma la Premier, la Meloni, ha detto che lei combatterà i trafficanti e questo era il momento giusto. Infatti ora la Corte Suprema dell'Aia aspetta delle spiegazioni da parte del governo italiano. È chiaro, chiarissimo. Allora, ci sono altre mail qui arrivate alla nostra redazione. Allora, ma sappiamo da quale realtà arrivano gli stranieri che si fermano qui nascondendo volutamente la loro identità? Qualcuno ha mai visitato i sobborghi, ad esempio, di Tunisi? In qualsiasi posto vengano sistemati, al momento dell'accoglienza è migliore della realtà che si lasciano dietro, nota Renata. Dipende cosa si lascia. Allora, comunque c'è una commissione apposita in questura che valuta il luogo, se è una zona di guerra, non è che è così semplice. Anche per questo dico che poi c'è tutta una procedura dietro e c'è un tempo infinito, sia perché l'organico è sottodimensionato, noi siamo un punto di arrivo e non si riesce a supportare tutti questi arrivi. E comunque altre proposte c'erano state in Europa, intanto quella di eliminare questa Bossi-Fini e poi di distribuire i migranti che arrivano tra tutti gli stati europei. Quelli che sono gli amici della nostra Premier, Orbán dell'Ungheria e non mi ricordo chi altri, sempre di orientamento di destra, intanto si sono rifiutati. Alla fine hanno accettato, perché la ridistribuzione, che chi non li accetta deve pagare. Quindi questo che significa? Che ci riteniamo sempre noi, e chi ha i soldi si può permettere, gli stati che hanno più possibilità economica pagano, io ti pago, te li tieni tu, e non abbiamo risolto niente, perché il problema non è quello. Ecco, il signore ha detto bene, questa è una politica che sta bene alla destra, perché se regolamentiamo l'immigrazione, li sistemiamo nelle aziende, quindi si solleva la nostra economia, si migliora l'inverno demografico perché si insediano nuove famiglie, abbiamo nuovi figli, posti insegnanti, insomma sì, c'è tutto uno sviluppo positivo. Se viene regolamentato non si fa, perché così possiamo dire che gli immigrati violentano, gli immigrati rapinano, gli immigrati sono la causa e sono il punto principale di propaganda politica. Ecco. Questa è l'analisi, insomma, su cui si trova d'accordo con il signor Dino. Allora, c'è Marco Englaro che ci invia la consueta vignetta dedicata quest'oggi alle zone rosse, ma Coste Combini, dopo la confusione che ha fatto ieri sera, che faccio diventare la sua cameretta zona rossa, e quindi c'è il papà che dipinge di rosso, insomma, il pavimento della cameretta del figlio, si presume. Grazie a Marco Englaro, insomma, un po' un sorriso sulla nuova istituzione di queste zone rosse di cui abbiamo molto parlato nella puntata di oggi. Ordine, ci scrive Gianni, un saluto allo studio e buona giornata. So che Trieste non si trova in condizioni comatose come nella nostra penisola e isole, ma che magra consolazione i miei anni fa fanno sì che conosca i passati della nostra città, i suoi eventi pur burrascosi, mai catastrofici come adesso, dice. Penso che la cortese signora Paglia conosca bene la nostra Trieste, saprà senza dubbio che questo soqquadro è purtroppo giunto con l'indiscriminato arrivo di tanta povera gente, ma purtroppo questa gente dalla cultura completamente differente, che poco non sa, che poco se non nulla hanno da dividere con noi, anzi vogliono imporre la propria. Allora l'integrazione è una chimera. Questa è la preoccupazione del signor Gianni, dice così, insomma. Allora, il discorso veramente è ampio e ripeterei le stesse cose. Allora,
abbiamo una scuola pubblica e queste persone che iscrivono poi i figli a scuola crescono, si integrano insieme ai bambini e anche questa è una cosa inaccettabile, che questi bambini fino a 18 anni sono considerati sempre stranieri sui documenti e non hanno l'accesso a tante opportunità che hanno i loro stessi compagni italiani, come la cosa più scontata, partecipare a una gita di fine anno anche in Slovenia, fuori dai nostri confini, ecco, o partecipare a delle gare sportive di un certo livello. L'integrazione si costruisce e certamente trattare queste persone come dei delinquenti o ospitandoli, mantenendoli per le strade, questo qua non favorisce l'integrazione. La sicurezza si costruisce insieme, gli si dà un lavoro, perché c'è questo lavoro, gli si impartiscono delle lezioni di lingua italiana, perché non migliora solo la comunicazione, apprendendo la lingua italiana hanno la possibilità di conoscere le nostre leggi, le nostre tradizioni e consuetudini. Se non conosciamo la lingua è la base di tutto, però anche questo non sono stati stanziati dei fondi per garantire i corsi di lingua italiana, anche i minori stranieri sono lasciati più che altro a delle associazioni di volontariato che fanno quello che possono, ma non è la stessa cosa di frequentare un percorso scolastico. Allora, grazie a Maria Luisa Paglia, torni presto a trovarci a Sveglia Trieste. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie molte, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà in collegamento con noi Uberto Fortuna Drossi, fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo in collegamento con Uberto Fortuna Drossi di Area Metropolitana Venezia Giulia. Buongiorno, ben arrivato così in collegamento. Stavamo commentando insomma qualche piccolo disguido, doveva essere ospite qui da noi, purtroppo insomma c'è stato qualche problema, ma è comunque qui in collegamento via Skype con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Purtroppo sono inchiodato in una stanza di un albergo, la macchina mi ha lasciato a piedi. Ecco, vabbè, dai, sono cose che capitano, che succedono. Uberto Fortuna Drossi, allora c'è già una telefonata in arrivo, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Vediamo se riusciamo a sentire la telefonata, perché sento comunque qualcuno al telefono, forse è caduta la linea. Pronto? Pronto? No, credo sia caduta la linea. Allora, stiamo parlando molto in questa puntata dell'applicazione delle zone rosse per la sicurezza in città. Insomma, ci sono diversi commenti, ci sono stati vari interventi anche da parte dei nostri telespettatori, tra favorevoli, molti insomma per garantire la sicurezza, qualche gestore naturalmente dei locali mugugna e protesta anche per la possibilità di perdere degli affari per questa sorta di coprifuoco, no? Che è stato istituito alla mezzanotte all'interno del perimetro di queste zone rosse. Che idea si è fatto insomma su questo problema che riguarda in questo periodo la città di Trieste? Ma allora, se la mettiamo sull'aspetto della sicurezza, dico che un paese civile non si vede dal numero delle telecamere, dal numero delle zone rosse, ma si vede dal numero della delinquenza che c'è in giro, quindi lì è un problema di carattere culturale che comunque va preservato, il fatto della sicurezza, no? Però ritengo che sia anche un fatto culturale e anche chiamiamolo così, di aspetti sociali, socio-educativi. Per quanto riguarda invece la movida, direi che Trieste ha basato la sua politica negli ultimi anni molto sulla vivacità, sì, e poco magari sulla produzione industriale. Sì, certamente c'è sempre un'economia, ci mancherebbe altro,
però ha puntato su un aspetto prettamente, chiamiamolo così, ludico, no, della cosa, che con questo io non voglio dire che bisogna escludere. C'è sempre una via di mezzo. Io ho visto che in tutte le cose abbiamo sempre una posizione manichea, no? O da una parte o dall'altra. Ci sono delle situazioni di buonsenso anche. Quindi per quanto riguarda le zone rosse, non lo so. Mi lascia sempre la sensazione un po' di piccole panacee per accontentare in un momento particolare, ecco, tutto quanto lì. Questo è un dato di fatto. Diceva appunto dello sviluppo di Trieste, improntato molto alla vivacità, anche al turismo, no? Però alcune mail dei nostri telespettatori prima evidenziavano invece anche il problema della mancanza di industria e della crisi delle industrie che esistono, e quindi hanno parlato di Tirso, di Flex, di varie industrie che sono in crisi. C'è anche la U-Blocks, ad esempio, relativa alla telefonia mobile, sempre, sono tanti posti di lavoro, tante professionalità anche importanti, no, che verrebbero a mancare, insomma, se queste crisi fossero confermate, sono situazioni difficili. Sì, c'è un aspetto molto contingente dovuto a diversi fattori. Quando si dice che la Germania va male, certamente per noi è anche un dramma, però c'è anche, l'economia si muove anche sulla base di certezze e anche di incertezze. Quindi in questo momento vediamo un po' cosa farà lo Stato più importante del mondo, l'America, e questo influirà moltissimo per quanto riguarda l'economia in genere. Per quanto riguarda invece l'aspetto triestino, diciamo che negli ultimi 24 anni non si è guardato moltissimo a trovare delle soluzioni per essere attrattivi, non dal punto di vista turistico, perché è indiscutibile questo, anche se il nostro turismo dura generalmente dai 2-3 giorni, e questo necessita proprio trovare delle soluzioni turistiche che possano aumentare i giorni di permanenza a Trieste, attraverso manifestazioni, attraverso tutta una serie di cose che si fanno. Per quanto riguarda l'industria è stato completamente abbandonato, se non mantenere certe rendite di posizione di industrie che ormai hanno un capitale straniero e quelle guardano soltanto al proprio interesse, e più sono grandi, più hanno la facilità di spostare i loro luoghi di produzione in paesi dove i costi sono inferiori. E infatti io sono sempre stato un po' critico per quanto riguarda il discorso dell'Europa, non l'Europa, sono critico per quanto riguarda proprio la uniformità, l'omogeneità anche degli stipendi e dei costi. Non è giusto che in Italia si abbia un costo, in Germania un altro costo, e poi ovviamente nei paesi new entry, che poi è passato abbastanza tempo, tipo la Slovacchia, la Polonia e altri paesi dell'est, che hanno bassissimi costi di produzione perché gli stipendi sono più bassi. E ovviamente Trieste deve diventare attrattiva, secondo me, rivolgendosi a un'impresa, a un'industria di altissima tecnologia. Noi abbiamo una buona scolarità nel nostro territorio, in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, costretta dopo gli studi a emigrare, però noi dovremmo cercare di essere attrattivi con l'insediamento di industrie di altissima tecnologia. Questo cosa darebbe? Quale virtuosità darebbe? Darebbe la possibilità di avere innanzitutto un aumento della popolazione produttiva. Certamente è legittimo essere pensionati e non dipendere un pensionato da un giovane che lavora, però il dato di fatto è che bisogna produrre economia nella città, e più si produce economia, valore, cioè vuol dire ricchezza, ma il termine ricchezza non come se fosse una blasfemia, come ricchezza e qualità della vita, come benessere, lo si può fare soltanto attraverso delle unità produttive. E non solo, perché purtroppo, e qui mi dilungo su questo,
Purtroppo in Italia l'istruzione, la sanità e altre attività vengono considerate come un costo. Invece no, deve essere considerato un valore. Difatti perché è un costo? Perché vengono a gravare sul bilancio corrente. E questo è il grandissimo errore, perché l'istruzione è un investimento. La tecnologia e finanziare la ricerca è un investimento e non viene considerato in Italia tale. Questo è il grosso problema. Trieste ha anche un problema di spazi. Io ho visto che nelle amministrazioni sia di destra che di sinistra c'è poca creatività per quanto riguarda trovare soluzioni, e anche dal punto di vista urbanistico. E dal punto di vista urbanistico dico si è sempre pensato come se si fosse un'agenzia immobiliare, vedi il discorso anche di Porto Vecchio, senza partire da un presupposto quali sono le prospettive. È sempre stato abbastanza critico su questo passaggio, no? Nel Porto Vecchio, come vede lo sviluppo futuro della città in questo senso? Allora, non sono critico sul fatto che in Porto Vecchio si sia iniziata un'attività, anzi adesso gli aspetti urbanistici, i sottoservizi e tutta una serie di cose che sono propedeutiche all'insegnamento. E questo va benissimo, anzi, no? Questo va benissimo, non ci piove sopra. Il problema è che abbiamo moltissimi contenitori e pochi contenuti. Allora il Porto Vecchio non deve, io quello che ho sempre anzi contestato è il metodo. La sinistra dice che non si può fare spezzatino, la destra è stata influenzata un po' da questo discorso, allora ha previsto, insomma c'è un condizionamento reciproco che a me non piace moltissimo. Ognuno si assume ovviamente le proprie responsabilità, però direi che il Porto Vecchio non può essere considerata un'operazione immobiliare. Però questo non è un problema di Trieste, è un problema generale di norme nazionali, dove il comune o i comuni, le regioni, devono considerare il proprio patrimonio come se fosse un patrimonio privato. In realtà le amministrazioni pubbliche hanno il compito di creare un valore aggiunto, quindi l'investimento è anche delle volte concedere degli spazi attrattivi in termini economici, perché non si può vendere un'area o dare in concessione un'area a prezzi che non sono decisamente convenienti per un industriale. Finendo il discorso di Porto Vecchio, quindi io non sono d'accordo sul metodo. Ci sono altri sistemi, avrei preferito che ci fosse un rispetto di un master plan, questo non ci piove sopra, lasciando quello spazio di creatività all'imprenditoria, però mi interessa sapere quali sono i contenuti all'interno e che non possono essere contenuti così molto vaghi in una determinata gara d'appalto. Chiaro, allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, poi leggiamo anche qualche mail che è arrivata proprio sul futuro sviluppo di Trieste e su quello invece attuale che non piace al signor Igor ad esempio, ma ne parliamo fra pochissimo, dopo la pubblicità. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Uberto Fortuna Drossi dell'Associazione Area Metropolitana Venezia e Giulia. Allora, dicevamo prima della pubblicità che c'è scritto il signor Igor dicendo: grazie al centrodestra Trieste è una città sempre più povera, creano solo lavoro povero e condizioni che alzano i prezzi per tutto. Credo si riferisca alla questione del turismo, no? Che crea lavoro povero e poi crea difficoltà per quanto riguarda i prezzi. No? Ad esempio dei bar, dei ristoranti eccetera. Credo che si riferisca a questo. No, ma l'uno non esclude l'altro, ecco. Rimanga ben chiaro questo, io non sto dicendo che bisogna togliere i bar, bisogna togliere il turismo, la vivacità della città di Trieste, che ha determinate caratteristiche positive indiscutibili, però non può essere soltanto visto come la soluzione dell'economia.
Cioè è impossibile, Trieste non è Venezia, Trieste non è Firenze, non è Roma, quindi ha bisogno di chiamiamolo un retroterra, che sia un retroterra turistico, sì, industriale, ma anche turistico. Certo. Non dimentichiamo che abbiamo anche la parte mercantile e portuale, che non è cosa di poco conto. Adesso vedremo, perché c'è stato un notevole calo per quanto riguarda i traffici in generale in tutto il Mediterraneo, sì. Però adesso vedremo come vanno le cose. C'è un fatto contingente, l'economia ha uno sviluppo sinusoidale, quindi ci sono dei momenti di crescita e dei momenti di decrescita. Trieste non ha proprio abdicato lo sviluppo industriale, ma non identifichiamo l'industria come Trieste non può permettersi un'industria come poteva essere la Ferriera, come potevano essere grossi gruppi industriali con risorse, con manodopera non è corretto dire basso livello assolutamente, di un certo livello. Ha bisogno di una produzione di altissimo profilo tecnologico, perché il nostro territorio è anche piccolo e quindi nel territorio piccolo si possono sviluppare attività di altissimo valore specifico tecnico. Allora, assolutamente. Ci sono altre mail, alcune riguardano l'integrazione delle persone straniere che arrivano anche in città. Si è vista l'integrazione di seconda generazione a Milano e provincia, scrive polemicamente Patrizia, e poi Renata dice: il livello culturale si è abbassato notevolmente, purtroppo, secondo me a causa dei numerosi stranieri perfettamente integrati in città, perché hanno un lavoro, hanno usufruito della ricongiunzione familiare, ma purtroppo con culture diverse, sono indietro per quanto riguarda valori, priorità, attenzione verso i figli di 30 anni rispetto a noi. Difatti i ragazzi che fanno a botte in centro sono in parte figli di seconda generazione dei nuclei familiari perfettamente integrati nella città, nelle realtà triestine, ma poco controllati però in ambito familiare. Questo ritiene Renata, è una riflessione un po' diversa da quelle che sentiamo di solito. No? Forse un pochino più approfondita in qualche modo. C'è una mezza verità su queste cose, no? L'aspetto culturale certamente influisce, specialmente perché è un aspetto culturale basato su una cultura teocratica, no? Quindi la religione islamica cozza decisamente con il nostro spirito occidentale cristiano. E lì è un grossissimo problema. Sotto questo aspetto per me io sarei estremamente inflessibile. Pertanto ci vorrebbe un grosso lavoro di mediazione culturale attraverso dei mediatori culturali, come un po' in Germania, anche se in Germania, non dimentichiamo, sono 7 milioni di turchi, 2 milioni di siriani, senza contare tutti quelli provenienti dai paesi dell'est. Ovviamente con la religione islamica perché i turchi erano molto più laici, per dire la verità, ma con la religione islamica è un grosso problema. Il discorso è anche perché si creano dei ghetti nelle grandi città. Noi dovremmo aver fatto tesoro di ciò che è accaduto in Francia, invece non abbiamo preso per niente l'esperienza francese e quindi abbiamo creato delle zone, anche perché c'è una predisposizione della stessa immigrazione di concentrarsi in certi gruppi. Però devo smentire alcune cose. C'è un grandissimo, non è che i ragazzi italiani siano migliori dei ragazzi provenienti anche dai paesi dell'est. Io lo vedo spesso che nel profitto nelle scuole delle volte c'è la volontà di un certo riscatto sociale e trovo più preparati i ragazzi che provengono da altri paesi che dall'Italia. Il profilo culturale certamente si è abbassato moltissimo, ma non è dovuto soltanto all'immigrazione, perché allora è un sinonimo della nostra debolezza culturale
essere influiti da altre culture. Se noi emancipassimo molto di più la nostra cultura e il nostro modo di vivere, a questo punto non avremmo paura delle altre culture. Certamente l'accoglienza non deve essere un passo indietro in merito relativamente alle nostre conquiste sociali. Questo per me è inaccettabile, che sia di destra, di sinistra, non mi interessa. Certo. Io parlo da persona con una cultura occidentale cristiana, e se l'immigrazione tende a venire nei nostri paesi, generalmente in Italia forse più cercano di raggiungere altri paesi del nord, però diciamo, io non abdico assolutamente al nostro sistema. Allora, c'è sempre Renata che chiede, invece fa una richiesta di qualche tempo fa, ricordo appunto, dice una proposta fatta tempo fa, posso chiedere se verranno sistemate le telecamere nelle materne e negli asili per controllare insomma quello che succede appunto all'interno di queste scuole con i bambini molto piccoli. Effettivamente c'era stata una proposta, no? Tempo fa, poi sì, non se n'è più saputo nulla, vedremo insomma se avrà un mi scuso con la telespettatrice, trovo aberrante perché non ho capito se le telecamere servono per controllare gli insegnanti o servono per controllare i bambini. Se servono per controllare i bambini ci sono le insegnanti, ecco. E se servono per controllare gli insegnanti vuol dire che c'è una selezione del corpo insegnante non adeguata. Quindi, esatto, questo probabilmente si riferiva a qualche episodio. Non mi piace, un paese civile non si vede dal numero delle telecamere che ci sono in giro. Si riferiva probabilmente appunto a episodi di maltrattamenti all'interno degli asili di tempo fa, e quindi probabilmente sull'onda di questi episodi era stato proposto insomma di istituire le telecamere all'interno di queste scuole, però appunto non la trova d'accordo insomma questa possibilità. No, perché la scuola ha una funzione di carattere educativo, deve avere una certa autonomia, certamente, quindi il corpo insegnante deve essere molto formato e poi è anche una scuola di vita. È di vita, è vero. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco. Ai signori, ai triestini e ai friulani. Buongiorno a lei Franco. Tante volte vedo che gli ospiti parlano, però al dunque non arrivano mai. I cittadini, ad esempio Sergio ieri, che stamattina alle 4 ho visto la replica, ha detto che le forze dell'ordine sono lì a fare tappezzeria in piazza, ma non controllano niente. Basterebbe un metal detector per vedere se hanno i documenti, se hanno i coltelli, se hanno qualcosa di contundente, diciamo. E sono lì per niente. Ma cosa vogliamo? Mantenere questi, quelli e quegli altri per far niente? Allora licenziamo la polizia e facciamoli di cosa nostra, cioè facciamo noi come si dice, occhio per occhio, dente per dente. Se mi fa un qualcosa a me lo devo ripetere a quello che mi ha fatto, è inutile star lì. E poi voglio dire, possibile con tutti questi che dicono che bisogna vedere se fanno, se non fanno niente, bisogna, oltre che la carota, cominciamo a dargli il martello, il mattarello a queste persone e vediamo un po' cosa rispondono. Non si può dare la colpa alla scuola e dare la colpa ai genitori. I figli per i genitori sono pezzi di cuore, non andranno mai contro. È la società che non riesce a raddrizzarli. Con un po' di lavori forzati sarebbe il non plus ultra. E invece stiamo lì a parlarci addosso. Grazie Franco, mandi a Franco da Udine. Allora, come commenta insomma questa telefonata del signor Franco, che è un nostro abitué? Allora, si parla perché si esprime delle opinioni, no? Come il signore è libero di esprimerle, sono anch'io. Per cambiare le cose bisogna avere potere. E se non si ha potere, io posso semplicemente dire
contesto il potere, e questa è in fondo anche democrazia, e ci mancherebbe altro. Io sento molto spesso, tutti parlano, vabbè, certamente siamo dotati di 2 orecchie, quindi dobbiamo ascoltare molto, imparare ad ascoltare e non a sentire, ad ascoltare. E poi ovviamente la parola. Per quanto riguarda il discorso del controllo sì, ci ho pensato anch'io molto spesso che bisognerebbe fare un maggiore controllo, però la perquisizione è un fatto molto, molto delicato, perché un poliziotto potrebbe fermare qualsiasi persona per strada e perquisirlo. E qui siamo proprio al limite, quindi certamente a parer mio la polizia ha ben chiara una schedatura dei personaggi che girano nelle città. Chiaramente questo va a ledere la privacy, però noi abbiamo un'applicazione della privacy molto, molto forte in Italia. Negli altri stati, per dire, ad esempio, tutti dovrebbero dire il proprio reddito personale, qua invece sembra un tabù, no? Faccio un piccolo esempio. Quando tu chiedi a uno quanto guadagni, questo non ti dice nulla. In altri paesi invece lo puoi dire, ma così come tantissime altre cose. Certo. E invece su altre cose si è completamente liberi di parlare dei propri fatti personali in televisione, e la gente ha questa pruderia di guardare le cose e guardare i fatti personali, intimi delle persone. E poi dopo magari non dicono il reddito che hanno. Questo è paradossale. È un po' un paradosso, no? Sì. Allora, c'è un'altra telefonata in arrivo, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora Bucarella, buongiorno a lei e a Drossi Fortuna. Buongiorno Nivea. Allora, buongiorno. Io volevo dire, non parliamo di privacy, perché adesso coi social tutti sanno tutto di tutto, e per questo vero, che io hai non ragione. uso lo smartphone, uso solo il cellulare. Verissimo. Ecco. Allora, Drossi, volevo dire una cosa. Ieri c'era Marchesi a Sveglia, Trieste, e lui e anche un'altra signora che hanno telefonato, è venuto il sospetto che la Meloni si metta d'accordo con Trump per coi dazi che lui ha detto che darà all'Europa, per il Porto Franco. Ha detto che probabilmente, forse, volevo sapere una sua opinione su questo, non è che, ecco, perché col Porto Franco forse Trieste sarebbe agevolata nell'importazione e nell'esportazione dei prodotti che deve mandare negli Stati Uniti. Questo, che cosa ne pensa lei? Se è possibile, non dico i rapporti tra Trump e la Meloni, per l'amor del cielo, però se è possibile fare questo. Grazie. Capito Nivea, grazie. Allora, oggi c'è anche... Magari, no? Magari se fosse così. Siamo già un Porto Franco per quanto riguarda lo smistamento delle armi per le guerre che ci sono in corso. Poca gente lo sa, c'è qualche triestino che ha anche pubblicato un libro su questo tema, anche l'Imes, se non sbaglio, ha citato qualcosa. Di fatto noi siamo un collettore degli armamenti come il Porto, però è una cosa diversa dal Porto Franco. Magari se Trump facesse una cosa del genere, ma dubito, perché se la gente dice parole, io vorrei anche dei fatti, e non dimentico. Io spero che faccia certe cose, Trump, non i dazi ovviamente, e quello di eliminare le guerre, anche se la guerra è proprio nella natura umana purtroppo. Però vedremo. Io non dimentico l'ultimo anno di governo Trump che c'è stato 6 anni fa. 6 anni fa, quindi probabilmente insomma c'è una continuità, no? Ma vediamo, ha acquisito un'esperienza, anche il quadro della situazione. Può essere un Trump migliore per noi o peggiore, questo lo vediamo con il tempo. Mettiamola alla prova dei fatti, insomma. Ecco, ci sono dei sospetti, indubbiamente. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, fra pochissimo torniamo ancora in diretta, c'è già una telefonata, ci sono anche altre mail che dobbiamo leggere, fra poco.
Rieccoci in diretta, ancora in compagnia di Uberto Fortuna Drossi, area metropolitana Venezia Giulia. Allora, c'è una telefonata in arrivo, la sentiamo, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno a lei. Volevo continuare sul discorso della telefonata precedente, siccome l'ospite ha criticato il bilanciamento dell'economia a Trieste basata più sulle attività turistiche e pochissimo su attività industriali. Questo è anche dovuto sicuramente al fatto che le industrie sono penalizzate da una tassazione enorme, esagerata, e dal fatto che praticamente ci sono anche dei problemi proprio burocratici molto, molto, molto pesanti per la gestione delle attività industriali. E questo si scontra però su quelle che sono le prerogative di Trieste sul discorso dell'allegato ottavo, in cui ci sono industrie tipo la Maersk e la British Tobacco che hanno richiesto le prerogative del trattato dell'allegato ottavo, che semplifica enormemente tutte queste attività, per cui non si capisce come mai la regione, che adesso è andata in giro per il mondo a fare pubblicità per il Friuli Venezia Giulia, parla del territorio, della montagna, parla del mare e non parla che c'è un posto, Trieste, che ha queste prerogative particolari in cui chi si insedia ha delle agevolazioni molto ma molto interessanti. Di questo non si sente niente. È una cosa stranissima. Cioè, non si vuole allora che qua a Trieste si sviluppi l'industria, si vuole fare porto e attività turistiche, questa è la realtà. Capito. Volevo un commento. Poi se ha tempo mi piacerebbe che commentasse i 30 anni di euro moneta Fiat e col crollo dell'economia italiana. Grazie. Buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Insomma, temi non da poco, no? No, sì. Io vorrei parlare di Trieste, ma in effetti l'ultima riflessione del telespettatore, Gino mi pare. Gino, esatto. Sì. Il resto, ripeterei quello che ha detto lui. Condivido, io sono un autonomista proprio e poi per quanto riguarda il discorso del ruolo di Trieste, anzi sposo pienamente alcune posizioni. Certamente per raggiungere certe posizioni bisogna, allora uso un termine sempre, è stato detto che era scritto sul Tempio di Delfi, il sogno senza senso pratico naufraga, il senso pratico senza un sogno non salpa mai. Quindi siamo borderline su questa situazione. Chiaro. E condivido pienamente. Non si parla di sburocratizzazione per determinate start-up. Cioè, impieghiamo risorse mentali per fare masturbazioni cerebrali, dico, per trovare regole che poi dopo vengono driblate costantemente o non rispettate. E questo ovviamente è poco attrattivo per quanto riguarda un imprenditore che ha anche dei tempi da rispettare. Perché dico Trieste deve rivolgersi ed essere attrattiva verso un mondo imprenditoriale di alta tecnologia? Per questioni di spazi, per questioni di tipologia di risorse umane. Avere un certo tipo di risorse umane vuol dire avere anche un certo tipo di educazione. Oddio, non è che uno scienziato, ci sono anche dei premi Nobel, scusate se mi permetto di essere così radicale su queste cose, può essere un imbecille nella propria vita privata, no? Però è un premio Nobel. Certo. Allora è un premio Nobel che ha conseguito dei risultati. Quindi, secondo me, le idee ci sono, e le ho dette più volte e anche da voi, le idee per stimolare ed essere attrattivi per quanto riguarda
alcune agevolazioni che sono di carattere fiscale, sì, quello che ha appena detto il telespettatore Gino, ma anche, ad esempio, faccio un esempio, io mi devo insediare nella zona nostra, nelle zone nostre industriali, che può essere nel comune di Muggia o nel comune di Trieste o di San Dorligo. Chi va a acquistare aree dove tu le trovi al 10% in altre zone d'Italia o del mondo? È perché qui abbiamo un costo di caratterizzazione, un costo di bonifica, costi per ottenere le autorizzazioni incredibili. Noi non stendiamo tappeti rossi all'imprenditore che può essere anche attrattivo per quanto riguarda il discorso dell'aumento della popolazione, che è necessario, Trieste, è necessario. Assolutamente. Allora, tornando invece al discorso urbanistico, come vede gli ultimi movimenti così della giunta comunale per quanto riguarda proprio l'assetto futuro, insomma, della città? Si è parlato molto, ad esempio, della zona di Piazza Libertà, si sta parlando moltissimo della zona di Barcola, no? Il lungomare di Barcola. Lei da assessore, insomma, se n'era occupato sicuramente, e tutti i vari progetti, c'è anche un dibattito abbastanza forte, no, su questo, se creare questa doppia corsia per lo scorrimento più veloce, insomma, del traffico e più parcheggi, oppure pensare a una mobilità di tipo diverso come propone ad esempio la Civica, adesso Trieste. Insomma, c'è molto dibattito intorno a questo, soprattutto su Barcola, devo dire, in questo periodo, anche dopo le mareggiate, dopo le sistemazioni, no, conseguite appunto ai danni dalle mareggiate. Beh, lei mi prende sul cuore, su Barcola. Ma allora, innanzitutto è un problema di carattere culturale per quanto riguarda l'interpretazione dei piani urbanistici. Cosa vuol dire? Che il piano urbanistico viene sempre considerato quanto metri cubi devi costruire in una città. Grande errore. Il piano urbanistico è un fatto molto culturale, socio-economico, quindi va fatta una valutazione nel suo complesso, dove la gente mette i piedi ogni giorno, dove la gente va a lavorare, è tutto un insieme di cose. Quindi fa parte di un insieme di tanti piani. E questo non è mai stato affrontato, anzi questo non è mai stato affrontato secondo una logica urbanistica e socio-economica. Per quanto riguarda invece le opere realizzate dal Comune, io devo dire un plauso, perché devo insomma allinearmi su una patologia tipicamente triestina, che è quella delle eccezioni, no? Si eccepisce su ogni cosa. Certo, è giusto la partecipazione della città, però anche la città o lo stesso elettore, quando vota un'amministrazione comunale, deve leggersi bene il programma. Ad esempio, se nel programma del sindaco di piazza non c'è la cabinovia, ma non c'è la cabinovia, quindi è tutto discutibile su questo, opinabile, no? Però per quanto riguarda invece l'allargamento di Barcola, io avevo a suo tempo fatto 2 concorsi, uno finanziato dall'Associazione Industriale, la Fondazione Cassa di Risparmio, Cassa di Risparmio, e l'altro invece era un concorso libero, dove proprio avevo nominato nella commissione come commissario l'architetto Chipa, colui che anche è un paesaggista molto noto. Allora, perché si prevedeva un allargamento di 50 passi, cioè praticamente quasi 50 metri, fino al porticciolo del Cedas? Perché c'era il materiale disponibile che arrivava dalla escavazione delle 2 canne, delle 2 gallerie della grande viabilità. Quindi avremmo potuto con quel materiale diciamo rubare al mare un po' d'acqua, no? E quindi avremmo allargato circa di 50 metri. È fondamentale, l'ultimo progetto era fondamentale anche perché risolveva il problema della viabilità, ma non in quanto 4 corsie, in quanto parcheggi. Le 2 corsie sono più che sufficienti. Trieste è completamente sprovvista di parcheggi, e dopo che non si dica il silos, no, il silos va adeguato, ci sono spazi per fare parcheggi. Non è mai stato rispettato il piano parcheggi, ancora sui tempi della giunta Illy, se non quelli che erano già stati avviati, quindi c'è una strada di non ritorno.
però molti non sono stati fatti, anzi mi dà l'impressione che vengano tolti dei parcheggi, e questa è una cattiva reputazione anche dal punto di vista turistico della città, perché quando tu parli di Trieste ti dicono io non so mai dove mettere la macchina, no? L'autovettura. Qualcuno dice bene, la metteremo su Montegrisa a Campo Sacro, faremo 700 posti in macchina, ma cosa volete che sia? E le persone andranno lì, prenderanno la cabina via e saranno 700 o 1200 persone contro le 12.700 che dobbiamo garantire per 10 ore. Vabbè, non voglio entrare nel merito di questo perché sono già entrato più volte. E quindi l'allargamento secondo me di quella zona è importante, perché non è che risolverebbe, farebbe parte, diciamo, del benessere della città, e sempre di carattere ludico, non produttivo, ecco, perché noi ci stiamo orientando molto su questi aspetti, cioè è giusto vivacizzare la città, ma sugli aspetti ludici. Noi a Trieste dobbiamo incominciare a metterci in testa di produrre PIL, perché se non produciamo PIL fra 10 anni, e questo è importante per le generazioni attuali, è importante avere la responsabilità nei confronti della generazione futura, e questo è il dato di fatto, perché non ci si accorge che piano piano, lentamente si diventa sempre più poveri. Questo insomma che va messo al centro del mirino, possiamo dire così. Buongiorno Sveglia Trieste, ci scrive Nevio: se facciamo il territorio libero di Trieste, dove mandiamo tutti i politici venditori di fumo? Questa è la domanda che ci fa il signor Nevio. Dove li mandiamo? Quando avevo fatto la proposta raccogliendo 11.750 firme per la costituzione dell'area metropolitana del Golfo di Trieste, non ci fu un politico che lesse il testo di legge. La politica non vuole mai mettersi in discussione, ormai è fatta di surfisti, quando c'è l'onda, indifferentemente se rispecchi un'idealità di destra o di sinistra, che è molto fluida la cosa. Adesso vediamo che Vannacci va in giro con Sergio Rizzo, quindi questo dà una dimostrazione. È un'immagine emblematica, insomma. Lì si riduceva a circa 122 politici. La politica non ha coraggio, oggi come oggi, non sa progettare, guarda soltanto il presente, dimenticando il passato e dimenticando le esperienze passate, e questo non costruisce assolutamente un futuro. Rossi Fortuna, il sindaco ha anche annunciato, spostandoci più verso il centro città, altri provvedimenti come il rifacimento della Piazza Unità, anche in questo caso, insomma, come vede questa operazione? Secondo lei è necessaria? Vorrebbe usare ad esempio i masegni del Porto Vecchio che si stanno scavando così un po' grazie ai lavori di viabilità? Di Porto Vecchio non è che siano tanto migliori di quelli attuali. Non sono migliori di quelli Hanno attuali. le loro buche, farebbero le loro pozzanghere e via dicendo. No, a meno che non li ritagli e li risquadri. Sì. Allora, diciamo sempre sto benedetto centro. Ovviamente Piazza Unità è sagrato, diciamo, in termini laici della città, perché in fondo Trieste è un insieme di paesi di una città. Quando uno vive a San Giacomo dice vado in città, no? Quando uno vive a Roiano vado in città, quindi è la dimostrazione classica di quello che sto dicendo. E il discorso è, vabbè, d'accordo, se la vuole rifare, ci sono tante altre cose da fare, non vedo una grandissima urgenza, diciamo, ci sono altre priorità. Altre priorità come potrebbero essere? Le scuole, no? E stavo proprio per dirlo, le scuole che cadono a pezzi. Non dimentichiamoci che il primo rapporto che ha un individuo, una persona, seppur piccola, con le istituzioni è la scuola. Uno entra a scuola e vede diciamo, un disastro dal punto di vista anche manutentivo, chiaramente non cresce il rispetto nei confronti dello Stato.
quando lo Stato stesso non ti rispetta a te. C'è stata anche abbastanza recentemente, insomma, la manifestazione degli studenti dopo l'ennesimo crollo all'interno di una scuola del liceo Petrarca, della sede che era fra l'altro anche stata individuata per sopperire a una situazione che si era creata nella sede precedente, insomma, no? Era già crollato un soffitto sempre nella stessa scuola, poi c'è stata una scuola primaria che ha avuto dei problemi, la San Giusto, insomma le condizioni del panorama delle scuole triestine lo conosciamo, è abbastanza vetusto, no? Come parco edifici proprio. Ci vuole qualche miliardo e ci vogliono anche i tempi e la possibilità di spostare le scuole durante la riqualificazione, però direi a questo punto bisogna mettersi in testa che le scuole sono un investimento, non un costo, quindi forse io avrei scelto al posto della cabinovia, ma non perché non sono contrario alle iniziative, io sono generalmente molto aperto, faccio anche dei conti e cerco di capire qual è il valore aggiunto che darebbero certe iniziative. Se certi soldi li avessimo spesi o li spenderemmo, non voglio usare il condizionale, proprio li dobbiamo spendere per le scuole, sarebbe molto meglio. Sarebbe molto meglio. A proposito di cultura, l'iniziativa, la piattaforma, insomma, Keep On, di cui ci ha parlato spesso, no? Come sta andando, come procede? Beh, sta andando forse un po' troppo velocemente, perché in Italia non c'è un grande mecenatismo di fronte agli aspetti di crescita culturale, no? Quindi, però, perché dico sta andando troppo velocemente? Perché andare veloci presuppone avere maggiori risorse per fare operazioni di marketing, per fare iniziative, concorsi e via dicendo. Abbiamo avuto un successo incredibile in Silicon Valley nel 2023, l'anno scorso siamo stati invitati a Hollywood di fronte a una platea di grandi produttori di serie televisive perché proprio c'è la necessità, e qui Trump deve rivedere alcune posizioni, c'è la necessità di accogliere storie europee, mentre oggi in realtà si importa storie coreane e oltretutto anche turche. Con questo non voglio dire che non siano belle, assolutamente, però diciamo che c'è una certa carenza e la piattaforma Keep On è uno strumento di scouting proprio per questi nuovi autori e nuove storie. Ognuno di noi ha qualche storia sempre nel cassetto o nella propria mente. Non dimentichiamo che l'unica cosa di immortale di noi mortali è la memoria. E capisco che un ragazzo più che memoria ha piccoli ricordi, però il dato di fatto che bisognerebbe valorizzare molto di più questi aspetti. Anche questo aspetto, sicuramente. Allora, una telefonata, credo l'ultima della puntata perché siamo quasi in chiusura. Buongiorno, chi è in linea con noi? Quasi Gianni. Gianni, buongiorno. Cesarini. Siccome il signor parla di memoria, proprio la memoria mi viene la Piazza Grande, quando la era a posto, quando la fontana funzionava, quando il Tecchi Venere, le due fontane dove che adesso Federica funzionava, allora mi dico fermo perché c'è il salotto bon, c'è il posto dove che va tutti, non potevo tenere quella fontana, è impossibile, mi non so cosa è nato, mi so del 38 quella che ha spostato dopo messa, che ha sbagliato di mettere, ma l'ultima volta che si sta fatta la piazza, cosa si sta sbagliando questa fontana? Qualcosa si sta sbagliando, sì. perché non è possibile che con la tecnica di oggi
rispetto a quella di una volta. Tra l'altro era assessore proprio in quel periodo, no? Il nostro ospite. Scusi se ve l'ho... No, si immagini Gianni, ci scusi anzi se la interrompiamo perché siamo proprio in chiusura, volevo dare a Roberto Fortuna Drossi proprio il tempo di rispondere, prego. 2 ore ne gioco per Tele4 e non grazie Gianni, allora prego, risponda pure sulla Fontana. Non dimentichiamo quando la piazza era un parcheggio riempita di macchine. Se andiamo ancora più nel passato, non dimentichiamo che metà piazza era un giardino pubblico e in via dell'Orologio, lì tra la prefettura e i 2 palazzi passava il tram. E poi successivamente ovviamente sono state fatte delle riqualificazioni, ma chiamiamole soltanto con l'asfalto. Poi si è provveduto appunto a rifare la piazza. Io un po', devo essere sincero, che dal punto di vista tecnico l'avevo sempre un po' contestata, dal punto di vista tecnico, no? Cioè vuol dire la tipologia di pietra, non proprio la qualità, non lo spessore, tutta una serie di cose come posata, ma non voglio tediare perché anche non abbiamo il tempo. La fontana perché non funziona? Ma innanzitutto è stata messa nella sua posizione precedente, quella originaria, per dire la verità circa 4-5 metri è spostata. Era stata fatta quella vasca attorno, secondo me senza valutare, il progettista il progettista di Parigi che aveva vinto il concorso, non aveva pensato che c'era il vento, gliel'avevamo detto, e lì ovviamente dentro questa vasca attorno all'attuale fontana andava tutta la sporcizia. Come tutte le cose belle, però bisogna avere i soldi per anche mantenerle. E l'unica cosa che poi dopo non è stata fatta, non viene fatta, è la manutenzione proprio della fontana per quanto riguarda lo sgorgare dell'acqua. Questo vale anche per il Palazzo della Regione, dove le 2 fontane, una aveva l'acqua salata e una aveva l'acqua dolce, no? Originariamente. Sì. Quindi sì, quando si fanno le cose bisogna sempre pensare poi alla loro manutenzione. Questo vale anche per i giardini pubblici, per tutto, no? Delle volte si fanno delle cose fantastiche, però dopo bisogna pensare di mantenerle fantastiche. Bene, allora grazie a Roberto Fortuna Drossi per essere stato con noi, torni presto a trovarci anche qui in studio, buona giornata. Spero di essere in studio perché certo, l'aspettiamo. È meglio, l'aspettiamo qui. Grazie a voi e a tutti i telespettatori e alla prossima. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona giornata.